Noi stiamo aspettando che si colleghi da Varsavia il professore Belina. Aspettiamo soltanto qualche altro minuto e poi iniziamo. Grazie per la vostra puntualità. Questo qua. Ma Vincenzo, se ti viene in mente qualcosa, vai. Ammazziamo il tempo. Presento Vincenzo Tripoto, attore, regista sia teatrale che cinematografico. Buonasera a tutti. Vabbè, un piccolo fuori programma, visto che dobbiamo prendere del tempo, in attesa che si colleghino. Questo è un pezzo della tradizione catanese, è un pezzo di Nino Martoglio. Vedete quanto può un pilo da femmina? Due paladini che sotto polere, per causanza della bella Angelica, sono diventate due nemici feri. Eccoli in campo, l'uno contro l'altro, che cercano mangiare seppelupe. Ave quasi cionna che combattono. Oh, non è cosa d'opera da pupe. Chi sta che vi racconto è vera storia, scritta sopra dei fatti naturali da un cappuccino che campava all'epoca e che vide uno di tutto, tale e quale. Orlando a un certo punto era stanchissimo, mentre Rinaldo ancora ci agguantava, per la scagione che se non più sengulo faceva meno sforzo e non surava. Ma chi da lingua era un santissimo diavolo e cercava da velillo dicendoci: uomini che mi giustificasse bene, donne vinnero, dammillo. Te pare che non saccio mono fauso che sillo pata eterna de spatazza, che te vennisti a tutte le tue femmine pure la stuppa della materazza. Te pare che non saccio un ta settembre quando passarono sul tarto paese che ci assortaste l'uno appresso all'altro a chiude 700 maganzesi. Pare che non saccio che coi piccioli che ci trovasti dentro il saccapano te fabbricasti il tanto splendidissimo castello antico todo Montarbano. E intanto furiò la spada all'aria
e dese un corpo da così cimenti che se Leonardo non faceva un saluto era perduto irreversibilmente. Ma chi tu? Si picchia la rivincita e ci fa. Va bene, ma ora va. Se mi ha saputo fare tante picciole, segno che tegno morta a balatà. Ma tu, con tutto così potentissimo, parente dello stesso imperatore, ecco che si è ridotta a perescausa, come se fosse un tinto moratore. Tali dallo specchio, gran ridicolo, vedi di questo tuo sono storto, avrà ragione la leggiacia angelica che non sente per ti hanno giù sporto. Aspetta che mi abbasta l'animo con un corpo solo della mia fusberta da paraggiare di questa tua proboscite. Così dicendo si inquartò alla svelta, feci rotare l'arma come animmolo e appena s'adunò con un solo vento che procedeva e raffrescava l'aria, feci calare lesto il suo fendento. Orlando arrivisciò a pararlo subito, che avendo un tiso pria a Frescanzana, si aveva quartiato e in modo energico aveva alzato la sua ciullantana. E appena s'adunò che nello scindere la spada di Rinaldo aveva azziccato dentro il terreno e non poteva nescere, disse: potente Dio sacramentato, ecco arrivata l'ora tua pronobisi. Rinaldo, ti puoi fare il tuo tabuto. E con un corpo di spadancia in supera lo buttò al suolo, quasi già mortuto. Disse chi non è il suo Siris, come se fosse un ghiatto soriano. Chi sta è la tua mertà? Che vuoi ferirmi mentre che sono senza spada a mano? Pigli dalla distanza e se sei abile venici faccia a faccia, pugno a pugno, che t'arreducio quella faccia gialla in tappiata peggio di un cotugno. Sì, spavaldoso che tu sei, ci arrebbe Orlando Paladino. Eccomi qua, che ti voglio fare provare il mio terribile brando e la forza di codeste mani. E nel contempo tutte e due si arrastano, pigliano ciato e con le 4 braccia sollevano le spade sopra i crani e ognuno si parte in atto di minaccia. Succede l'urto, i 2 spade si incrociano, saltano gli elmi suoi, ben presto rotti, e cadono storditi, ambo all'unisono, per 7 giorni interi e 7 notti. Grazie Vincenzo Tripolo. Questo fuori programma mi ha portato a quando ragazzino mio padre ci leggeva Martoglio. Grazie per questo tuffo nel passato. Possiamo incominciare con un video che vi chiedo di seguire, di ascoltare, di prestare attenzione. Lei ha condiviso anche l'audio? Vi garantisco che il video ha anche l'audio. Che è la prima cattedra al mondo di lingua e cultura siciliana, cattedra universitaria, che ha sede presso la Facoltà di Lettere dell'Università della Mannuba, dove appunto gli studenti in italianistica, i master in italianistica, studiano anche la lingua e la cultura siciliana. La 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 la. Diremo che Di Viaggi può presentarsi in siciliano. Io ho scelto lo siciliano perché a me piace l'accento e sia la cultura siciliana. La mia famiglia è composta di 5 persone, io, mia madre, miei padri e i miei due fratelli. Ho scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me è uno studente
chi studia la lingua italiana devi sapere almeno uno o due dialetti. La mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, mio gatto e mio cane. Sono la figlia unica, non ho né frati né sorelle. A mia mi piace assai parlare siciliano e come io ho tanti amici siciliani voglio imparare la sua lingua per parlare con oggi. Ho scelto di imparare la lingua siciliana perché è una nuova lingua bella. Mi piace pure la cultura siciliana. Che è la prima cattedra al mondo. Bene, questa è una pillola del convegno online che abbiamo organizzato il 7 di gennaio, che è stato il primo convegno online che come Auclis abbiamo organizzato. E perché abbiamo scelto questa pillola? Io la prima volta che ho visto questo video, l'ho visto a Bruxelles in occasione di un evento che è stato organizzato a Bruxelles proprio su questo tema, mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché dei ragazzi hanno scelto spontaneamente di voler studiare la lingua siciliana, di voler imparare la lingua siciliana. E questo appunto mi ha colpito, cosa che noi siciliani non abbiamo la possibilità, se non attraverso l'azione di associazioni, di appassionati che in modo generoso e appunto in modo volontaristico, no? Si organizzano per salvaguardare la lingua siciliana. Sono studentesse di un corso di studi di lingua siciliana e cultura siciliana a Tunisi. Il docente è il professore Campisi, un siciliano, Alfonso Campisi, che ha istituito la prima cattedra di lingua siciliana al mondo, che non è in Sicilia, ma è a Tunisi. Lui ha provato con le istituzioni siciliane a poter avviare questo corso di studi, ma non ci è riuscito, non ha avuto risposta quantomeno. E quindi ha trovato riscontro, ha trovato attenzione a Tunisi. Mi piaceva condividere, è una scelta che abbiamo fatto, di condividere con voi il fatto che ci sono delle persone che volontariamente, spontaneamente vogliono imparare la lingua siciliana. Ma adesso andiamo un po' nel cuore di ciò che vogliamo affrontare oggi e lo facciamo con un'altra pillola del convegno del 7 di gennaio, che è il video successivo dove al professore Campisi gli viene formulata una domanda. Perché il siciliano è una lingua, professore. Ma il siciliano è una lingua e altro che, voglio dire, questo lo può anche affermare, credo, il collega da Varsavia, lo può affermare qualsiasi altro collega, qualsiasi forse linguista, cioè è una lingua neolatina come lo è lo spagnolo, come lo è il francese, come lo è il portoghese, il rumeno. Con la stessa dignità. Dico con la stessa dignità dello spagnolo, del portoghese. Certo, con la stessa dignità, senza dubbio, con la stessa dignità. Quindi non vedo perché ecco, bisogna sempre, come dire, etichettarla di dialetto, quindi darle sempre questo statuto di serie B. Perché il siciliano... Bene, incominciamo già a definire un aspetto che noi riteniamo fondamentale, non è un vezzo, non è un capriccio, definirla una lingua o un dialetto, ha un suo valore, ha un suo significato ben preciso, di carattere sociologico, di carattere anche scientifico, ma soprattutto per noi ha un valore fondamentale perché gli si vuole attribuire al nostro idioma, no? Alla nostra lingua, quel valore identitario, quell'espressione
culturale che come patrimonio immateriale dobbiamo salvaguardare. Oggi affronteremo diversi temi e lo faremo in modo scansionato per fasi, e quindi adesso vi voglio anticipare un po' come sarà strutturato questo incontro. Intanto vi dico che ci sono dei parlamentari presenti qui in sala che desiderano poter esprimere un loro saluto, e io intanto li ringrazio per essere qui. Dovete sapere che noi di Auclis abbiamo invitato tutti i parlamentari della regione siciliana, perché ci vogliamo rivolgere a tutti. La lingua siciliana è un patrimonio che prescinde dalla posizione politica, e quindi noi desideriamo dialogare con tutti e riteniamo che i politici siano fondamentali, proprio perché bisogna prendere coscienza della necessità di intraprendere alcune azioni ben precise. E quindi chiedo ai politici presenti di aspettare qualche altro minuto prima di poter esprimere il loro saluto. Desidero far conoscere intanto chi è Auclis, come è nata, quali sono le finalità. Poi ci sarà un saluto da remoto, non è in collegamento perché in questo momento è in viaggio, dell'onorevole Ignazio Corrao, e poi subito dopo darò la possibilità ai politici presenti di poter dare il loro saluto. Dopo questo momento faremo una analisi dello stato in cui versa la lingua siciliana, del perché di fatto noi siamo così motivati ad intraprendere questo percorso. Per cui una sorta di diagnosi, vediamo qual è lo stato dell'arte, qual è la situazione. Quindi passeremo alla fase di prognosi, cioè cosa noi riteniamo sia fondamentale per poter invertire la rotta. In passato sono state fatte diverse azioni, ci sono diverse iniziative, ma evidentemente non sono state sufficienti, evidentemente non vanno nella direzione giusta, o quantomeno, ripeto, non sono sufficienti. Chi è Auclis? Auclis nasce da pochi mesi, in effetti sono i primi vagiti di questa realtà. Nasce dopo il convegno di Bruxelles, e grazie al convegno di Bruxelles ci siamo conosciuti. Ecco, vi do qualche dettaglio. Quando sono tornato da Bruxelles sono ritornato fortemente motivato perché ho conosciuto delle persone splendide. Ho conosciuto delle persone che, come dicevo poc'anzi, in modo generoso e appassionato affrontano questo tema, e non lo fanno perché devono salvaguardare un posto, o lo fanno per speculazione, o lo fanno per profitto, lo fanno con amore. Inizialmente avevo pensato di mettere insieme le associazioni della Sicilia orientale. Io mi chiamo Davide Riotta e sono il presidente di un'associazione messinese. Poi con Aurelio Latorre, con il quale abbiamo già fatto un percorso, che vi presenterò a breve, abbiamo detto, dobbiamo essere più ambiziosi. Coincidenza ha voluto che Fonso Genchi, qui accanto a me, si è messo in contatto. E abbiamo incominciato a intercettare, a contattare le varie associazioni che su tutto il territorio siciliano si occupano di questo argomento. E Auclis infatti in questo momento è composta da 18 associazioni presenti su tutto il territorio siciliano e anche in Argentina. Sono associazioni tra le più varie. Ci sono associazioni che in modo specialistico si occupano soltanto della lingua siciliana, e altre che invece hanno altre missioni, hanno anche altre attività tra le più varie. Tutte tendenzialmente si occupano di sociale, si occupano di attività nell'interesse della propria comunità. E la bellezza di Auclis sta proprio in questo, perché ci sono anime diverse, magari ci sono anche delle differenze, no? Tra le varie associazioni. Ma noi abbiamo dato forza e valore alle cose che ci uniscono, e sicuramente tra le cose che ci uniscono c'è quello che
vi ho appena detto, c'è la passione per la lingua siciliana, la necessità di dover elaborare un programma, una pianificazione per poter salvaguardare questo nostro patrimonio immateriale. Non è stato facile, non è stato semplice. Mettere insieme anime diverse, e con estrazioni diverse, con esperienze diverse, non è stato semplice. Però siccome non siamo legati a nessuna ideologia, né di tipo politico né di altro genere, per noi l'aspetto fondamentale è solo quello che vi ho appena detto, per cui la lingua siciliana, l'aspetto culturale legato alla lingua siciliana. Certamente, ecco, un altro aspetto che ci accomuna è che nessuno mette in discussione la lingua italiana, la nostra lingua nazionale. Semmai noi abbiamo l'ambizione di immaginare un bilinguismo vero, autentico, non schizofrenico come qualcuno lo definisce. Questa è l'ambizione che abbiamo. In questi pochi mesi abbiamo lavorato tantissimo, con riunioni fino a notte fonda, e ripeto, l'abbiamo fatto con grande slancio e con grande entusiasmo. E questo ci ha consentito anche di creare una solidità all'interno di Auclis, solidità e solidarietà. Sì, perché magari qualche difficoltà l'abbiamo avuta più dall'esterno, ma riteniamo di avere le spalle forti e sappiamo che siamo sulla strada giusta nell'interesse della lingua siciliana. Che altro dirvi per presentare Auclis? Auclis abbiamo cercato anche di misurare in che misura può essere efficace ed efficiente nel percorrere questa strada. E lo è perché appunto ci sono 18 associazioni che hanno storie diverse, che di fatto presidiano tutto il territorio siciliano. Ma abbiamo fatto una stima che solo nel 2023 le 18 associazioni sul tema della lingua siciliana hanno organizzato oltre un centinaio di eventi e che sono stati capaci di interagire con almeno 5.000 persone in presenza e chissà quanti sul web, non riusciamo a stimarli. Per cui è una realtà alla quale bisogna prestare attenzione perché è capace di farsi ascoltare ed è capace di creare consenso. Questo mi piace evidenziarlo perché, come ho detto poc'anzi, i nostri interlocutori sono tutti siciliani e per tale intengo non solo quelli che risiedono in Sicilia, ma anche quelli che sono in giro per il mondo, ma perché i nostri interlocutori sono i politici. E io sono convinto, mi piace pensare che un politico siciliano non può che avere a cuore questo patrimonio immateriale che accomuna tutti, a prescindere dal colore politico. Nella giornata di oggi andremo a vedere se i politici hanno delle responsabilità su alcuni aspetti. Vi anticipo solo una cosa, noi abbiamo scelto la data di oggi che non è casuale. Il 21 febbraio è la giornata internazionale della lingua madre ad opera dell'Agenzia dell'UNESCO. Ed è proprio l'UNESCO che nel 2009 ha dichiarato la lingua siciliana vulnerabile. Perché? Perché di generazione in generazione si perdono fonemi, si perdono modi di dire, di fatto si perdono pezzi di lingua siciliana. Fino al 2009 così non era. Evidentemente c'è un lento, costante declino e noi vogliamo invertire la rotta. Che altro dirvi adesso? Che ci ascoltiamo il saluto di Ignazio Corrao, con il quale abbiamo fatto un percorso e siamo convinti che continueremo e oggi sarà l'occasione per mettere in evidenza la nostra proposta di tipo operativo. Vi chiedo appunto di seguire tutto il convegno, anche perché alla fine ci sarà un momento dall'alto valore simbolico che è la firma di un manifesto che ha carattere politico, simbolico, prospettico e poi anche per la piacevolezza degli interventi degli attori, dei musicisti, dei poeti che ci saranno. Chiedo a Marcello di... Benedica a tutti, vi mando questo video perché purtroppo non posso essere presente lì con voi, ma innanzitutto ci tengo a ringraziare gli organizzatori di questo importantissimo evento, quindi Auclis per avermi invitato.
Purtroppo non posso essere lì perché mi trovo a Luanda, in Angola, dove sono uno dei delegati europei nei nuovi rapporti con i delegati di Africa, Caraibi e Pacifico, quindi purtroppo non posso essere lì presente, ma mi è dispiaciuto assai stare lì con voi e poter discutere. Mi sarebbe piaciuto poter fare anche questo video in siciliano, ma purtroppo il siciliano, e questo sarà sicuramente uno dei temi di cui starete parlando, è una lingua che si utilizza tanto nei contesti familiari, con gli amici, si utilizza molto nel folklore in Sicilia o da parte dei siciliani in giro per il mondo, ma è una lingua che non possiamo utilizzare in contesti ufficiali, che in qualche modo ci mette in imbarazzo, non ci sentiamo sicuri anche se la capiamo, più o meno lo sappiamo parlare, e questo è qualcosa che auspico possa cambiare attraverso una nuova vita, un processo di diversa consapevolezza, di diverso utilizzo, un po' come accade con i miei colleghi catalani, galiziani, corsi, bretoni, che utilizzano la loro lingua regionale in contesti ufficiali, la parlano se devono fare un comizio, se devono fare un intervento in dei contesti ufficiali, cosa che noi non possiamo fare. Io faccio interventi, parlo, mi dibatto, questa è una di quelle occasioni, no? Questi incontri internazionali, facciamo lunghe discussioni in inglese, in francese, quando capita parlo lo spagnolo, il portoghese, l'italiano ovviamente, ma mai ho potuto utilizzare il siciliano in contesti ufficiali, quindi spero che attraverso questo percorso, questo maggiore interesse e nuova vita che si vuole dare alle future generazioni, ma anche io stesso, 40 anni, di poterlo utilizzare nel futuro in contesti ufficiali, come il luogo sacro per i siciliani in cui vi trovate voi, che è l'Assemblea regionale siciliana, ma è anche il Palazzo Reale di quello che fu il Regno di Sicilia. Mi piacerebbe magari in futuro vedere un presidente della regione che faccia un discorso elaborato in siciliano per dare delle linee programmatiche all'Assemblea, ai deputati che rappresentano i siciliani, in quello che è peraltro il primo Parlamento d'Europa, riunito da Ruggero II ormai quasi 1000 anni fa, 900. Il vostro lavoro, il fatto che comunque le associazioni, io sono molto contento che Aquis sia nata, che la conferenza, il momento di incontro che ho organizzato a Bruxelles sia stata utile a mettere insieme le associazioni e farle da dei gruppi che comunque le associazioni hanno sempre fatto un lavoro straordinario, ma magari da gruppi territoriali provenienti da zone della Sicilia diverse si è riuscito a creare una piattaforma comune. Questa era una delle cose che io speravo quando ho organizzato questo momento di incontro a Bruxelles e sono molto contento. Adesso la cosa che spero succeda è che anche gli altri mondi che si occupano di siciliano, quindi il mondo accademico, il mondo scolastico, il mondo dell'imprenditoria, il mondo artistico, quindi della musica, del teatro, della letteratura in generale, possano tutti convergere verso un percorso comune di tutela e valorizzazione del siciliano. Questo è quello che speriamo, il motivo per cui mi sono attivato da parlamentare europeo. Ci sono tantissime cose da fare, so che in questo momento di incontro ci sono degli esperti, delle persone con una grandissima esperienza sia in tema di siciliano che in tema di lingua, e ogni elemento, ogni consiglio sarà sicuramente utile, nella speranza, ripeto, che tutti questi diversi mondi possano convergere verso un percorso unico di sempre maggiore interesse, maggiore partecipazione e consapevolezza. In questo è molto importante il coinvolgimento diretto da parte dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, che possano sicuramente aiutare tutto questo processo dal punto di vista istituzionale, che è la parte che manca. Io sono contento del fatto che da parte del governo regionale, da parte dell'assessore Turano ci sia stato un interesse, una presa di coscienza, ma sicuramente c'è ancora molto da fare, siamo soltanto all'inizio del percorso. Io di nuovo mi spiace non poter essere lì, sicuramente quando torno a Bruxelles guarderò la registrazione dell'evento. Vi ringrazio di nuovo e
Vi mando un grande saluto nella speranza che si possa fare il massimo per dare ai siciliani del futuro gli strumenti per utilizzare il siciliano come una lingua in più, perché quello è un elemento di ricchezza straordinaria, uno scrigno, una chiave che ci consente anche di aprire le porte alla nostra straordinaria storia e cultura, di modo da poterlo utilizzare veramente con un'accezione positiva, come una lingua in più che si conosce, non più con quello stigma negativo con cui veniva quasi nascosta in passato. Mi sembra che i tempi siano maturi e quindi viva la Sicilia, viva il siciliano e a presto. Ciao, salutiamo. Salutiamo. Sì, noi abbiamo voluto mandare questo video che Ignazio Corrao, l'onorevole Ignazio Corrao, ci ha voluto inviare, perché siamo grati a lui per averci creato l'opportunità di conoscerci. Su tante cose c'è una condivisione di obiettivi e per cui era giusto riconoscere a Ignazio Corrao i punti in comune che abbiamo. So che ci sono dei politici, dei parlamentari, c'è l'onorevole Giambona e l'onorevole De Luca. Perfetto. Non può che farci piacere ascoltare dalla vostra viva voce il vostro saluto, magari in siciliano, che ne so. Ve la sentite? Si può fare, no? Perché uno degli obiettivi è superare quel freno, quella vergogna, quell'inibizione. Però dico, non voglio forzarla, onorevole, faccia come sente. Ne potremmo accettare. Bravo, cosa si fa? Bravo, mi piace. Intanto grazie di questa lodevole iniziativa, intanto parto così. Ringraziamenti naturalmente vanno all'associazione Auclis per avere avviato, ecco, questo percorso. Io sono, diciamo, particolarmente contento anche di aver contribuito, anche solo per aver facilitato nell'utilizzo di questa sala così prestigiosa oggi, in cui siamo tutte e tutti noi. Per me è assolutamente un piacere. E tra l'altro, quando ho ricevuto per così dire questa sollecitazione, era in discussione con alcuni colleghi del gruppo un disegno di legge, che è quel disegno di legge in cui si tratterebbero, per così dire, le modalità di valorizzazione delle minoranze linguistiche, per così dire, estere alla nostra isola. E al che evidentemente mi sono posto il grande tema. Noi discutiamo di valorizzazione di quelle che sono le lingue che non sono diciamo quelle nostre storiche, perché sono importate per i movimenti appunto storici e dei popoli, ma pensiamo poco invece a quello che dovrebbe essere la nostra azione prioritaria in un'isola, in un contesto politico in cui abbiamo un nostro statuto, ma che per certi versi non riusciamo appieno a valorizzare. Io oggi porto i saluti che non sono naturalmente solamente i miei. Io sono Mario Giambona, sono vice capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Naturalmente i saluti sono anche dei colleghi che fanno parte del gruppo parlamentare. Poc'anzi abbiamo fatto una riunione ed è doveroso appunto portare a tutti voi il saluto dei colleghi del gruppo stesso. Beh, esiste una norma in Sicilia, è la 9 del 2011, credo. Io ho avuto in questi giorni modo anche di dare una lettura anche in prossimità dell'incontro che oggi era fissato, per capire un po' su quali elementi, su quali principi, su quali fondamenti, ecco, essa è basata. Ecco, probabilmente partiamo dal concetto che probabilmente ci sono alcuni elementi da approfondire, alcuni elementi che devono partire dalla nostra storia e su come valorizzare al meglio le nostre tradizioni, e poi c'è il tema della concreta attuazione della norma del 2011, e noi purtroppo registriamo che tantissime norme che vengono esitate da questo Parlamento poi rimangono delle incompiute, e quindi c'è il tema di come concretamente metterle in campo. E da questo punto di vista io ritengo che questa possa essere un buon trampolino di lancio. L'associazione Auclis, in questa prima iniziativa ufficiale a Palazzo, credo che ha un obiettivo ambizioso, e i colleghi parlamentari che saranno qui presenti sicuramente interpreteranno al meglio quello che è l'intendimento, l'esigenza di valorizzare la nostra cultura, le nostre tradizioni,
quello di ascoltare intanto. Io sono qui per ascoltare quelle che sono le proposte, credo che siano 10 le proposte, almeno credo di aver visto che siano così numerose, in maniera tale da trarre spunto affinché si possa portare avanti un percorso virtuoso, un percorso istituzionale nel quale il Partito Democratico sin da questo momento rappresenta la massima disponibilità affinché appunto si possa raggiungere un risultato così prestigioso, che del resto è stato raggiunto anche in altre realtà. Poc'anzi l'eurodeputato Corrao citava le esperienze spagnole. Credo che ci sia anche la lingua sarda, che in un certo qual modo è stata riconosciuta come lingua. Ecco, da questo punto di vista probabilmente noi dobbiamo, il nostro, diciamo, essere siciliani per certi versi ci dovrebbe aiutare e stimolare affinché si possa nel concreto mettere al centro la valorizzazione di questa nostra lingua, ma non solo, la nostra cultura, delle nostre tradizioni. Io, e chiudo, in questa ultima finanziaria mi sono fatto promotore di una norma che è il Festival della bellezza e delle tradizioni locali, cioè un modo per mettere al centro, e credo che riusciranno chi si farà interprete di questo festival, ecco, come anche valorizzare in certo qual modo, perché parlare di tradizioni, parlare di cultura poi permette anche di agevolare l'utilizzo pieno e la valorizzazione di quella che è la nostra lingua, di quello che è il siciliano. Grazie e buon lavoro a tutti e a tutti. Grazie onorevole Giamboni. Onorevole Danca. Onorevole, anche da lei mi aspettavo in siciliano. Per me la potremmo fare tutto pomeriggio in siciliano, Benissimo. magari a Dante ci piaceva, quindi ci siamo su questo tema. E a parte la battuta, magari a Dante ci piaceva, effettivamente è così, perché già nel 1300 quello che è considerato il padre della lingua italiana considerava il siciliano come il volgare più importante che si elevava sopra le altre lingue volgari. E il tema, se la politica siciliana ha responsabilità in merito alla decadenza, quantomeno dell'utilizzo della nostra lingua, la risposta è sicuramente sì. E perché se esiste un assessorato che, oltre a essere denominato dei beni culturali, è intitolato anche all'identità siciliana, è perché c'è, quantomeno sulla carta, la volontà di portarla avanti questa identità siciliana. Lo so. Poi solo sulla carta, al punto tale che nel linguaggio scritto, tanto quanto in quello orale, spesso anche chi lavora, rappresenta la nostra regione, a volte scrive o parla di regione Sicilia col termine geografico e non con il termine di regione siciliana. Che questa differenza non è una differenza da poco, è una differenza, non stiamo qua ora a ripercorrere tutto, però è una differenza che dà un valore alla straordinarietà del nostro statuto, delle nostre attribuzioni, della nostra storia. Siamo il Parlamento più antico d'Europa, abbiamo uno statuto speciale che serve soltanto a essere un vanto per chi si fregia del titolo di onorevole e non di consigliere. Abbiamo un'assemblea che non è un consiglio regionale, e anche questa è una cosa che ha un motivo e che ha una differenza. Rivestiamo purtroppo sempre solo e spesso solo quando c'è da riempirci il petto di un orgoglio che ha lasciato un pochino lo spazio al patetico dello status di senatori. E tutto questo, se non è sorretto, se non torna a essere sorretto da una coscienza piena della sicilianità e del valore dell'essere siciliani, non sarà mai, non tornerà mai a essere quel valore aggiunto che per tanto tempo è stato. E da dove si deve partire? Dico, questa è la mia personale opinione. È da una presa di coscienza. E io a Messina, che è la mia città d'origine, ho subito un terremoto nel 1908 che ha spazzato via la città che
fu sede del Senato, che fu sede del Conio, che per tanto tempo contese il titolo di capoluogo regionale a Palermo. E i miei concittadini hanno un po' dimenticato questa storia, non hanno mai voluto parlare del terremoto, non hanno mai voluto sfruttare anche questo evento per fare pace con se stessi, non hanno mai elaborato un lutto, hanno dimenticato, hanno perso un po' l'identità, e così facendo la comunità si è sfaldata, perché non si è più riconosciuta in un patrimonio di valori e di ideali che invece un tempo c'erano. Era una città famosa per gli argentieri, per la lavorazione della seta, per gli agrumi, dove sono stati inventati gli aliscafi. Insomma, c'è una storia che non finisce mai, e oggi si è lì a discutere se le poste italiane rimane a Messina piuttosto che vanno a un altro posto, perché si è perso quello che prima invece c'era e si difendeva con le unghie e con i denti. E io, per esempio, nella scorsa legislatura volli creare, pensate, l'ho fatto io dopo 110 anni, il Museo del Terremoto di Messina, e ho voluto istituire la giornata regionale del terremoto di Messina. Ma perché l'ho voluto fare? Non era semplicemente una questione, prendiamo quello che c'è nei depositi del museo, ciò che è nascosto alla vista dei messinesi per farlo vedere, non è quello. L'obiettivo è fare ricordare le giovani generazioni, fare sapere alle giovani generazioni ciò che siamo stati e che dobbiamo ambire a tornare ad essere. Perché se tu non conosci la tua storia, se i siciliani non conoscono la loro storia, si convinceranno che essere sudditi è normale, quando noi invece siamo nati regnanti. E questo secondo me è il primo tema, è la presa di coscienza da parte delle istituzioni, da parte dei siciliani. E si deve lavorare sotto tanti fronti. E quindi io i saluti ve li porto, ma prima di tutto vi porto un ringraziamento, perché siete probabilmente l'ultimo avamposto a difesa di questo patrimonio che dobbiamo sicuramente non disperdere. E da questo punto di vista io vi rassegno la totale collaborazione da parte del mio gruppo parlamentare, che ho il piacere di rappresentare in questa occasione, così come in aula, e offrire il massimo della collaborazione. Ho visto che il dottore Lotto, tra l'altro, e anche gli messinesi, dico, sono convinto, ormai ci siamo anche scambiati i contatti, che potremmo anche rivederci, perché io, come avevo già anticipato quando arrivò l'invito, oggi doveva essere giornata d'aula, l'aula è saltata, il che mi ha consentito di poter intervenire in questo momento, però oggi erano previsti anche dei tavoli in assessorato, perché, come diceva prima il collega, si fanno tante norme che poi non si applicano, quindi se non gli stiamo un pochino dietro, altre norme seguiranno quel triste destino, e quindi mi toccherà non poter seguire interamente i lavori, però con l'impegno di rivedermi con voi e ridiscuterne in maniera compiuta e offrendo sostegno concreto e non solo verbale. Grazie. Grazie all'onorevole De Luca. Prende la parola l'onorevole Giristro, pronunciato bene? Grazie. In siciliano pure? Buonasera a tutti, sono un pediatra innanzitutto, per cui questo mio intervento vi stupirà un po', perché lo faccio regolarmente nel mio lavoro quotidiano, ancora esercito la mia professione, e la prima cosa che dico ai genitori è quello di parlare in siciliano ai propri figli, non farli dimenticare, di non vergognarsi di questa cosa, quindi lo dico scientificamente. C'è una parola che dobbiamo imparare che si chiama epigenetica. Quindi significa che noi nel nostro DNA epigeneticamente abbiamo scolpito il nostro dialetto, il nostro linguaggio, nei nostri neuroni, nel nostro DNA. Questo è fondamentale, perché attraverso una ninna nanna, attraverso una parola siciliana, noi possiamo rievocare nel bambino in maniera quantistica addirittura delle emozioni ancestrali. Per cui dobbiamo batterci per questa cosa, dobbiamo batterci perché il siciliano rimanga un modello importante nella
crescita dei nostri ragazzi, dei nostri figli. In più abbiamo un'altra cosa che è fondamentale, la gestualità. C'è un mio amico, si chiama Luca Vullo, che è un attore, che con la professoressa Luca Angeli, col mio gruppo, nei congressi, parliamo di gestualità siciliana. Sapete cosa voglio dire? Quando diciamo acabò, finiu, mutu statti, cioè nel senso che ci sono delle parole o dei gesti che possono già essere eloquenti di per sé, se le accompagniamo come ha fatto il nostro grande Camilleri. Io mi ricordo, i miei amici, mi sono formato tanto all'ospedale infantile di Trieste, l'ospedale infantile uno dei più famosi, delle più famose università, tutti conoscevano Camilleri, ogni volta che io arrivavo lì parlavano tutti in siciliano. Lui ha portato la lingua siciliana perché la sonorità di questa lingua è meravigliosa, e quindi io mi auguro che veramente riusciamo a difendere questo bene immateriale, ma ribadisco, perché c'è anche un momento scientifico importante, cioè vorrei surrogare quello che voi state facendo come bene immateriale, come culturale, anche da possibilità assolutamente genetiche che ci trasportiamo dietro. Quindi quando diciamo accabò, stat muto, e non ce n'è per nudo, ci sono tutte parole che noi continuiamo, o picciriddu, a ninna nanna, detta in siciliano. C'è una ninna nanna bellissima fatta da una cantante siciliana che io ho prodotto io, immaginate, con un pianista, dove questa ninna nanna in siciliano ha qualche cosa di veramente straordinario. Quindi vi auguro un buon lavoro, vi auguro che possiamo continuare su questa strada, e noi ci saremo come deputati. Io e il mio collega facciamo parte dello stesso simbolo, Giambone e il dottore, l'onorevole De Luca, quindi ci saremo accanto a voi sempre. E ricordiamo, partiamo dai pediatri, cominciamo nelle scuole a dire che il siciliano deve essere insegnato ai nostri ragazzi. Grazie. Grazie all'onorevole Gilistro. E noi vi prendiamo in parola, vi prendiamo in parola, è tutto registrato, per cui che sia chiaro. Poi quando non rispondete ve lo ricorderemo. Beh, da questo punto di vista noi sono d'accordo sull'aspetto anche di tipo scientifico. Infatti nella giornata di oggi noi ci avvarremo di pareri di grande prestigio da questo punto di vista. Cioè la nostra non è solo una passione, è supportata da pareri accademici di linguisti di fama internazionale. E a proposito delle responsabilità della politica, i politici sono responsabili in tante cose. Voi lo sapete, no? Di fatto la vostra azione gestisce la comunità. Forse in questo caso siete meno responsabili di altri. Vi sembrerà strano, ma lo scopriremo nella giornata di oggi. Perché forse voi qualcosa l'avete fatta. Bisogna vedere come l'avete fatta. E vediamo di scoprirlo nella giornata di oggi. E così come avevo anticipato, vogliamo dare un certo ritmo, e nella nostra scaletta è previsto l'intervento di Vincenzo Tripodo, che poc'anzi ha fatto quel fuori programma, ma che chiamo per poter... Vai. Grazie Vincenzo. Di solito si applaude. A proposito della gestualità dei siciliani, mi ricordo la notizia di qualche giorno fa di Jason Momoa, l'attore che fa Aquaman o Khal Drogo in Game of Thrones, che dichiara che la moglie non lo sopporta più perché lui tifa per il Palermo, ha la maglietta palermitana e oramai si ritiene palermitano perché dice gesticolo più di loro. Quindi il gesto internazionale. Ignazio Buttitta, ascoltami, parlo a te stasera e mi pare di parlare al mondo. Ti voglio dire di non lasciarmi solo un tastasciata lunga che non finisce mai e a giorni corti. Ti voglio dire che a quattro occhi vedono meglio, che a milioni d'occhi vedono più lontano.
e che lo viso spartuto in te spade diventa leggio. Ti voglio dire che se ti appoi a mia e io mi appoio a te, non potremmo cadere. Manco se le fortunate hanno avuto una vantata. Da certi volo a sbardo, canto a sbardo, un canto solo e lamento. Mo non t'all'aria. Non calare l'occhio. Ti voglio amico a tavola. E non è vero mai che se diversi mia, che allungo io razza e ti chiamo frate. Frate da sogno e compagno. Calato a scippare i spine che insanguinivano i piedi. Frate e compagno. Isato a spardare i necchi, a studare i lampi. Frate e compagno. So scatto un'iciona e trema a terra. Eppure so spunta il sole e l'abbraccia. Uno non fa numero. Nascemo per cantare insieme e non per lasciare eredità di lacrime e repetitivo della mente. Se muore e se resta a Natale in to letto di ciume che scite cammare, to letto che conta la storia di sempre. E saranno giorni come questi, con l'alba, lo sole, i galli che cantano, l'arbore che fioriscono, l'uomo in terra e miliardi di stelle in to cielo. Giorni come questi, con l'uscio intesciato, che i tavoli consati, che i picciriti che giocano, e l'amore in teletti, che vucca d'agnello e di lupo. Giorni come questi, con tia e con mia, chiamate quasi nome, a consultare libri, a sperimentare, a giudicare vivi e morti, se meritano. Se meritiamo, perdono. Perdono per guerra a catena, per stragi, per Hiroshima bruciata, per poeti fucilati. Perdono per camera a gas, per l'ingiustizia codificata, per inferno aggiumato un tuo paradiso da terra, per Cristo un croce e lo poi all'altare. Ma stai confessando? Come assolve? Come t'assolve? La storia? No. Se potremmo fare la guerra pace, con chianto gioia, a schiavitù libertà, l'odio amore, e non lo facciamo. La storia no. Se potremmo abbattere mura di pece addossa che siamo ogni giorno, chi mano l'orde, tu e io, chi mano l'orde, e non lo facciamo. Grazie. Questa poesia, che tra l'altro è stata proposta da Marco, è bellissima, bellissima, e complimenti a Vincenzo per la sua interpretazione. È un appello veramente ad unirci e a fare questo percorso, no? Ad essere compagni, ad essere frate in questo percorso. E a questo proposito di compagni, di frate, io adesso vi introduco tra qualche minuto un compagno di viaggio importante, sicuramente per me, è un caro amico dell'infanzia con il quale abbiamo incominciato questo percorso a Messina. È un siciliano, un messinese che ormai da tanti anni vive fuori. È un dirigente superiore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato in missione prevalentemente nell'est Europa, andava in quei paesi a suggerire a quei governi quali riforme dovevano fare per entrare all'interno della comunità europea, per cui dal punto di vista legislativo, dell'economia di mercato. Per cui è un siciliano che tiene alto il valore di noi siciliani,
e parla, se non ricordo male, 5-6 lingue proprio per queste sue esperienze, ed è un siciliano che ama la sua terra e che prova in tutti i modi a trasferire questo valore anche ai suoi figli. Sto parlando di Aurelio Latorre, il dottor Aurelio Latorre, che credo ci abbia seguito finora e in questo momento è collegato dal suo ufficio, non so se lo stiamo vedendo. Mi sentite? Sì, ti sentiamo Aurelio, ti sentiamo. Spero tu abbia seguito fin qua i lavori del nostro incontro operativo. E credo che adesso sia arrivato il momento di incominciare a entrare in quella fase importante e delicata che descrive il perimetro, no, della situazione in cui versa la lingua siciliana e quindi cosa ci ha motivato per intraprendere questo percorso. Aurelio, a te la parola. Benedica a tutti, sono molto contento di partecipare. In realtà sarei dovuto essere lì in presenza, cosa che purtroppo mi è stata impossibilitata da impegni qui a Roma, quindi mi devo accontentare della foto che vedete sullo sfondo. Come diceva Davide, io ho avuto questa possibilità di lavorare con una dozzina di governi in Italia, visto che sono dal 2001 alla Presidenza del Consiglio, e con quasi altrettanti governi nell'Est Europa. E soprattutto nei progetti europei il compito era quello di far attuare delle riforme in un spazio di tempo molto breve. Quindi non c'era una seconda chance, bisognava confezionare le riforme in modo che funzionassero. E qui mi ricollego a quello che abbiamo sentito prima dagli onorevoli, che ringrazio per aver partecipato e contribuito alla discussione, al punto, dicevo, che riguarda il problema dell'attuazione, perché i politici siciliani i tentativi li hanno fatti. È stata fatta una legge mi pare la 85 nel 1981, è stata fatta la legge 11, la legge 9 del 2011, che erano due leggi importanti che apparentemente erano complete di tutto per innescare un cambio di marcia, ma per qualche motivo non hanno dato i frutti sperati. Ecco, io in queste esperienze che tu menzionavi, sia in Italia che all'estero, ho compreso appieno dall'interno l'importanza di avere il giusto approccio, se si vuole che le norme funzionino, il giusto approccio, il giusto metodo, il giusto tipo di attuatori e la giusta filosofia, che in genere è una filosofia quanto più possibile omnicomprensiva e strutturata. E questo quindi sarà una cosa che poi vedremo un po' più avanti. Importante, credo, in questa prima fase di Outlis sono stati questi incontri con ben 6 linguisti, non sono pochi, non 1, 2 o 3, ma 6, e questi incontri devo dire che personalmente mi hanno arricchito molto e confortato molto, perché io ho visto che all'unisono tutti e 6, pur provenendo da esperienze diverse, 2 sono non italiani, altri italiani, alcuni di loro siciliani, pur provenendo da esperienze diverse, tutti ci hanno sostanzialmente consegnato lo stesso messaggio, gli stessi messaggi. In primo luogo, che è assolutamente importantissimo tutelare il siciliano come un patrimonio inestimabile, che in questo senso è molto importante il passaggio intergenerazionale verso i figli, e quindi quanto conta enormemente il nostro ruolo di genitori in questo passaggio. Il fatto che il siciliano sia una lingua, tu hai fatto vedere prima la pillola dello spezzone del professor Campisi, ma poi forse più avanti ci farai vedere qualche altro spezzone in cui questo concetto viene ribadito. E questo per noi italiani, per noi siciliani, anzi, che apparteniamo alla generazione in cui a scuola ci venivano date le bacchettate sulle mani
se osavamo parlare utilizzare qualche vocabolo in siciliano, questo è un messaggio importante. E allora chiediamoci perché nelle nostre scuole c'era quel tipo di atteggiamento. Ce lo dobbiamo chiedere perché io credo che ancora oggi, nel 2024, noi continuiamo a pagare un retaggio storico che nasce dall'Unità d'Italia, 1860, e dal fatto che, come si disse allora, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani, e quindi cosa è successo? Che per fare gli italiani bisognava che ci fosse una lingua unificante. Allora, forse sapete che l'italiano era parlato da circa, secondo alcune stime dei linguisti, da circa il 5%, poco più o poco meno. Quindi pensate un po' se il 5% era una percentuale significativa. E quindi l'italiano andava imposto come lingua unificante, però per fare questa operazione era necessario svilire le altre lingue regionali per evitare che potessero essere in competizione con quella che doveva essere la lingua principale. E svilire le lingue regionali vuol dire appunto chiamarle come una corruzione della lingua principale, chiamarle come dialetto dando un'accezione negativa a questo termine, vuol dire impedirne l'uso nelle scuole, vuol dire impedirne l'uso nei mezzi di comunicazione di massa e così via. Quindi, ripeto, io credo che questo retaggio ha ancora un'onda lunga che deve un pochino essere rivista. Deve essere rivista perché adesso noi viviamo in una fase storica in cui l'italiano è lingua ufficiale, nessuno lo contesta, e quindi siamo nel pericolo opposto. Il pericolo è quello di perdere le lingue regionali e locali, perché ogni estinzione di una lingua è l'estinzione di tutto il patrimonio culturale e storico che a questa lingua è connessa. Noi con questi linguisti abbiamo avuto delle discussioni interessantissime su questo punto, e per esempio il professor Belina, che ho visto prima in collegamento, proprio oggi, il professor Belina ci spiegava come il Portogallo si è preoccupato di salvare dalla scomparsa il mirandese, che è una lingua parlata da poche migliaia di persone. Poche migliaia, ripeto, noi siamo qui a chiederci se è una battaglia degna di essere combattuta tutelare e promuovere il siciliano, che è una lingua parlata o compresa da 5 milioni soltanto in Italia, e senza parlare dei vari milioni che ci sono di parlanti all'estero. E più avanti avremo anche un collegamento con Nick Panzarella, che ci parlerà anche di questo. Quindi io credo che la valutazione debba essere fatta su più fronti, e più avanti nella conferenza di oggi noi avremo delle proposte concrete, proprio perché riteniamo che serve un approccio strutturato, non singole azioni slegate tra di loro, ma un approccio complesso, onnicomprensivo, e che sia volto a fare sì che questa lingua rinasca, diventi parlata anche in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Proprio per arrivare a quello che Davide, tu citavi all'inizio, un bilinguismo che può solo essere un valore aggiunto, no? Che sicuramente non mette in pericolo la lingua nazionale, non mette in pericolo nulla, è soltanto un valore aggiunto che, come anche sottolineava il medico pediatra, l'onorevole che ci ha preceduto, è anche una marcia in più per i nostri bambini, e su questo ci sono molti studi che lo testimoniano, ed è anche un modo per i non bambini, perché è stato altresì accertato che il bilinguismo regionale aiuta anche il funzionamento neurologico e quindi la prevenzione di, per esempio, patologie come l'Alzheimer. Anche su questo ci sono prove scientifiche. Quindi io chiudo, tanto poi ci sarà anche una parte sul manifesto,
Chiudo su questa introduzione e chiederei forse, Davide, non so se volevi mostrare qualche altra pillola di questi convegni online, perché io credo che i partecipanti possano così incuriosirsi e vedere che c'è tutto un modo di vedere, devo dire soprattutto fuori dall'Italia, anche da italiani, ma solitamente da italiani che hanno studiato o lavorato all'estero, c'è un modo di vedere diverso in merito alla ricchezza delle lingue regionali e locali italiane. In Italia, come dicevo, permane un pochino ancora il retaggio di quegli aspetti storici che menzionavo prima. Ecco, ho finito. Grazie Aurelio. Sì, possiamo, da questo punto di vista, sicuramente avete visto sul maxi schermo la foto di 6 persone, sono i 6 linguisti di cui faceva riferimento il dottore Latorre. E noi abbiamo individuato delle pillole, no, che ci sembrano più simboliche da questo punto di vista e volevamo condividerle. Magari qualcuno di voi ha seguito in tempo reale, no, questi convegni online che abbiamo organizzato, ma qualcun altro no. C'è l'imbarazzo della scelta, però tocca a me fare una selezione. E Marcello, potremmo inviare il video dell'invito ai siciliani del 7 gennaio. C'è anche quello di Belina, ma lui interverrà dal vivo, per cui scegliamo questo. Invito ai siciliani. I siciliani si rendono conto di avere un patrimonio linguistico eccezionale? Forse no, è proprio lì il problema. No. Il problema è proprio lì, cioè che si vede un po' questa lingua come una lingua popolare, no? Una lingua che deve essere solo parlata da incolti, no? È un po' quello, insomma, l'immagine forse che ne viene un po' fuori. Allora che dietro sappiamo benissimo cosa c'è dietro, soprattutto dal punto di vista poi culturale, questa lingua. Quindi il messaggio che io darei è proprio quello di amare la loro lingua materna, perché in realtà è la lingua, sarebbe la L1, quella che poi noi linguisti chiamiamo L1, cioè è proprio la lingua madre, cioè la lingua forse che sentiamo già da piccoli. Quindi io direi veramente, guardate, amate la vostra lingua, cioè amate la vostra cultura, amate la vostra regione, e che ciò voglio dire, non è che amando il siciliano, perché molti secondo me pensano in questo modo, cioè parlo siciliano, amo la cultura siciliana e quindi non sono italiano. No, cioè ma non è completamente quello, cioè si possono amare 2 o 3 cose anche allo stesso tempo. Cioè, io parlo 5 lingue, le amo tutte e 5, e quindi non vedo il perché, ecco, cioè uno può avere 2 o 3 figli, amarli tutti e 2, tutti e 3. Quindi questo credo che sia un po' il messaggio, forse un po' dovrebbero un po' riflettere su questo. Ecco. Sì, no, perfetto, professore, condivido in pieno. Grazie. Professor Belina, lei è d'accordo con questo messaggio? Certo, se posso aggiungere qualcosa come lo dicono i galiziani, l'unico che non esiste il galiziano mal parlato, l'unico galiziano mal parlato è il galiziano non parlato. Quindi lo stesso appello con il siciliano, che non esiste il siciliano mal parlato, l'unico siciliano mal parlato è il siciliano non parlato. Quindi un appello ai siciliani proprio uso attivo della vostra lingua nella vita di tutti i giorni, in famiglia, tra gli amici, nella comunità. Questo aiuta a mantenere viva la lingua. Trasmettete la lingua a 9 generazioni, insegnate ai bambini la lingua siciliana già fin da piccoli, in modo che possano crescere bilingui. E un appello alle persone più giovani:
utilizzate i social media e le piattaforme online per creare e condividere contenuti in siciliano, che la tecnologia moderna offre nuovi modi per promuovere e diffondere lingue minoritarie e aiuterebbe con certezza. Professore Campisi, ma i siciliani... Adesso vi propongo un'altra pillola di un altro convegno e qui sarà un'autorità a livello mondiale, che è il professore Mosley, che per intenderci è l'autore dell'Atlante linguistico dell'UNESCO. Estraiamo proprio qualche minuto in cui Mosley, che parla però inglese, ci dice una cosa interessante. More thing in answer to the last question, and what advice can you finally give to all Sicilians? Vorrei aggiungere un'ultima cosa come risposta all'ultima domanda, è che suggerimento dare a tutti i siciliani. Be proud of your language. Siate fieri della vostra lingua. You are the only ones who have it. Siete gli unici che ce l'avete. The rest of the world will just have to envy you. Bravo. Bravo. Grazie, professora Mosley, grazie. Okay. Grazie. Thank you. Grazie. Sembra scontato, ma è così. Se non ci pensiamo noi, non possiamo aspettare che qualcun altro lo faccia. Bene, dopo questi due pillole, così come vi avevo anticipato, magari arricchiamo di bellezza, arricchiamo di poesia e chiamo ad intervenire Arcangela. Arcangela, ti aspettiamo, un applauso per te. Con Arcangela ci siamo conosciuti a Bruxelles e ho avuto modo di apprezzare il suo talento, il suo valore, il suo amore per la lingua siciliana. Grazie Arcangela. Buonasera. La mia poesia ha per titolo Vanto delle paci, affinché diciamo che la nostra lingua sia un vanto e non una vergogna. Vincia, sillata, come la passione, avevi bisogno di vedere luce, come una sorta di liberazione. Gridare forte, sento sta voce. Se le parole fossero coteggi, lo sanno, già corrissi come sciume. Copamole, dicendo così begge, scrivemo e la lisciamo con i piumi. Se ne sentiamo figli, no figliassi, studiamo le parole e chi di veri, addiventiamo forte, siamo massi, siciliane, non certo forasteri. Avemo in tali mani sta fortuna, studiamo della nostra lingua madre, iggia che fu più secoli pagiuna, non è vriogna, è vanto delle paci. Grazie Arcangela Rizzo. Bene, adesso passeremo alla fase successiva che abbiamo immaginato, che è la fase delle proposte. E la fase delle proposte l'abbiamo curata con attenzione, anche se in questa occasione non potremo entrare in tutti i dettagli, per ovvi motivi di tempo. E quindi il nostro impegno è quello di darvi un'idea chiara, anche se sintetica, e lo faremo a più voci, lo faremo tutti coloro i quali sono seduti a questo tavolo. Come voi avete notato, nei cavalieri c'è la scritta Aucris, ma c'è il logo anche di ogni singola associazione, perché appunto noi questo messaggio vogliamo comunicare. Ogni intervento sarà di 2-3 minuti, e poi certamente alla fine
ci sarà la possibilità di fare delle domande, no? Per cui se magari qualche proposta fa nascere dei dubbi o la necessità di un approfondimento, certamente ci sarà modo per poterlo fare alla fine. Prima di passare alla fase delle proposte, desidero potervi proporre una foto, la foto 4. Nella foto 4, non so se già è a video, ancora no forse. Eccola qua. Che cosa vedete? Vedete una donna che annega. E dobbiamo poterla salvare, non lo possiamo fare in prima persona. Chi chiamiamo per salvare questa donna che annega? Un medico legale? Esperto in autopsia? Magari lui dentro di sé già si immagina questa donna sul tavolo d'acciaio, no? Perché quello è il suo mestiere. O chiamiamo un biologo marino che immagina già come il cadavere interagisce con la flora e la fauna marina. Beh, se vogliamo salvare questa donna ci vuole un bagnino. Ci vuole un bagnino esperto in salvataggio. E qui credo che la metafora sia abbastanza chiara, ma qualora non lo fosse, abbiamo un piccolo contributo, ma dall'alto valore, realizzato dagli studenti del liceo artistico Basile di Messina. Con la dirigente, la dottoressa Caterina Celesti, abbiamo un rapporto di collaborazione ormai molto stretto. Hanno partecipato alla settimana della lingua siciliana, non è l'unica dirigente in realtà in città a Messina che è sensibile a questo tema. Abbiamo chiesto alla dirigente Caterina Celesti e al professore Guglielmo Bambino, che è l'art director del liceo Basile, che tra l'altro è qui tra noi e che ringrazio pubblicamente, grazie Guglielmo, abbiamo chiesto ad alcuni allievi di poter interpretare questa situazione, no? Come loro l'hanno immaginata. Hanno fatto un lavoro eccezionale soprattutto perché l'hanno fatto in poche ore. Loro sono capaci di fare cose bellissime, ma devono avere il tempo ovviamente. Questa idea ci è venuta proprio all'ultimo momento, per cui non gli abbiamo dato il tempo sufficiente per poter realizzare qualcosa sotto il profilo grafico, artistico apprezzabile. Ma vi chiedo di appunto tenere in considerazione il valore che rappresenta dei ragazzi, dei giovani ragazzi, una scuola che è sensibile e che è pronta ad affiancarci in questo percorso. Vai. Salviamo la lingua siciliana. Aiuto! Aiuto! Sogno un biologo marino, a salvo io. Sogno un medico legale, a salvo io. Ci vuole un bagnino. Ecco, questa ciambella di pianificazione linguistica. A stai salvando. A salvai. La lingua siciliana non ha a funnare. Salviamo la lingua siciliana. Grazie al Liceo Basile, grazie al professore Bambino, grazie agli alunni e alla dirigente Caterina Celesti. L'ho detto poc'anzi, in questo momento la lingua siciliana è considerata all'UNESCO vulnerabile e il rischio è che passi allo stadio successivo, cioè in pericolo, e non ce lo possiamo permettere, come ci hanno invitato gli altri linguisti, ma come mi pare di capire il sentimento di tutti quelli che sono qui, almeno mi piace pensare che sia così, dobbiamo attivarci. E dobbiamo farlo secondo metodi scientifici, ecco, non ci si può improvvisare. E sicuramente, ecco, mutuando dal mondo del calcio,
bisogna cambiare schema, bisogna cambiare squadra, bisogna cambiare modo di affrontare questa partita, no? Se fino adesso le cose sono andate male, perché oggettivamente fino al 2009 non era vulnerabile, lo è diventata dopo, evidentemente qualcosa non è andato nel verso giusto, no? E quindi bisogna cambiare paradigma. E come dicevo nella fase iniziale, bisogna immaginare il sostegno, il supporto di esperti che magari in altre realtà come la Catalogna o nel Galles sono stati capaci di mettere in atto una serie di azioni e questa strategia si chiama pianificazione linguistica. Che è una scienza, che è un programma ben preciso. E su questo aspetto chiedo di ritornare sul video a Aurelio Latorre e anticipo anche l'intervento sempre su questo tema di Fonso Genchi, che è qui alla mia destra. Aurelio. Eccomi. Perfetto, Aurelio. No. Siamo nella prima fase delle proposte. Sì, no, io sarò molto breve perché alcune cose le avevo già anticipate nel mio precedente intervento, mentre altre cose vorrei aggiungerle nell'intervento che ci sarà quando parleremo del manifesto. Quindi io mi limito a dire due cose. Che in Europa le politiche di revitalizzazione linguistica che hanno funzionato perché hanno adottato i giusti approcci e secondo i giusti criteri per questo tipo di obiettivo specifico. E l'altra cosa è che anche questo evento di oggi fa parte, se vogliamo, di un approccio complessivo, perché noi abbiamo citato le interviste a 6 linguisti, abbiamo citato la lettera a 70 deputati dell'ARS, siamo qui oggi in un convegno online proprio in una data simbolica che ci collega a una ricorrenza internazionale dell'UNESCO, che come sapete fa parte delle Nazioni Unite. Fra una mezz'ora parleremo di un manifesto che ha un determinato approccio e adesso a seguire ci saranno una serie di proposte. Quindi se volete, se vogliamo, siamo già in parte in un approccio molto ampio e quindi questo secondo me, diciamo, è il punto di partenza e come dicevo prima, sia nella mia esperienza a Roma, sia nella mia esperienza nei paesi dell'Europa dell'Est che devono effettuare riforme in poco tempo, questo tipo di approccio strategico è molto importante. Quindi passo subito la parola a Fonso Genchi. A te la parola. Scusate, ma un sacco parlare assistato di formazione professionale si sente, se no vado lì. Buonasera. Innanzitutto tocca a me partire con i punti, con le misure. E partiamo con una misura che è un po' particolare perché giustifica tutte le altre. Cioè senza questa misura tutte le altre sarebbero probabilmente inefficaci. Di cosa si tratta? Quando si fanno delle cose per una lingua, si possono fare delle cose in maniera estemporanea oppure si possono fare delle cose studiate, programmate, strutturate. Noi riteniamo che fino ad ora, purtroppo, sono state fatte delle cose nella prima maniera. Mai si è cercato di prendere
delle misure, dei provvedimenti che rientrino all'interno di un piano generale. Ecco, la prima nostra proposta è proprio questo: smettere di approcciarsi alla promozione e alla rivitalizzazione della lingua siciliana senza un piano organico, strutturato, ben pensato. Una lingua come quella siciliana, che è entrata nella categoria delle lingue vulnerabili secondo l'UNESCO, nel 2003 ancora era nella categoria lingue non a rischio di estinzione, con l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, tutte le più importanti lingue del mondo. Purtroppo nel nuovo Atlas dell'UNESCO del 2008 già è entrata nella categoria delle lingue vulnerabili, e non credo di sbagliarmi se presto le vedremo fare un altro salto di categoria, perché io credo che già è in quella direzione. Ecco, non c'è lingua che ha iniziato un percorso verso l'estinzione che sia riuscita a invertirlo soltanto con misure estemporanee, non pensate, non pianificate. Quindi il nostro primo punto di proposta è agire in maniera scientifica con un programma di pianificazione linguistica. Questa parola, che può sembrare strana perché è stata estranea al dibattito sulla promozione e rivitalizzazione della lingua siciliana, e che speriamo da oggi possa entrare con forza in questo dibattito, perché senza una pianificazione linguistica nessuna lingua al mondo che è entrata nella categoria vulnerabile ne è più uscita fuori, è più ritornata indietro, è andata purtroppo sempre più avanti verso l'estinzione. Chiaramente questa parola pianificazione linguistica è sconosciuta ai più. Ora, non vorrei impiegare molto tempo, magari mi sia concesso invece di 2 o 3 minuti, 5 minuti, visto che è un punto così importante. Volevo soltanto dire delle piccole cose. Di cosa si tratta? Già avete capito che l'approccio è diverso, perché è un approccio pensato, non è un approccio improvvisato, anche se gli approcci improvvisati diciamo che sono sempre da apprezzare, no? Perché qualcosa si fa, qualcosa si è fatto fino ad oggi, ma non porterà al risultato che si vuole, cioè una rivitalizzazione della lingua. E allora andiamo a vedere invece l'approccio pensato, la pianificazione linguistica, molto superficialmente, chiaramente. In cosa consiste? Innanzitutto, ecco, mi sia concesso fare una nuova metafora. Abbiamo visto prima la metafora della lingua siciliana che annega. Ora mi sia concessa la metafora della lingua siciliana come un malato che rischia di morire, perché di questo si tratta, no? Ecco, quando c'è un malato si può dare una medicina che però è un palliativo, perché magari non si è capita la malattia, quindi l'approccio è sui sintomi e basta. Quando c'è un malato la cosa da fare, prima di tutto, è un esame, no? Puoi fare una diagnosi con la prognosi e la cura. Ecco, questo è l'approccio che dovremmo avere tutti, e quindi anche le istituzioni politiche, verso la tematica della rivitalizzazione della lingua siciliana. Innanzitutto capire la situazione, perché ogni lingua vive una situazione diversa. Quindi fare un esame, un'analisi. Dopodiché, chiaramente, avendo capito di che malattia soffre, cercare una cura. E nella cura, se ci sono dei medici presenti lo sanno benissimo, non è importante soltanto la scelta della medicina, ma anche della dose. Ok? Quindi quando si parla di pianificazione linguistica bisogna intendere tutto questo, ma nel concreto in cosa consiste? Di solito si divide in 3 aspetti.
una pianificazione del corpus di quella data lingua che si vuole salvare e rivitalizzare, una pianificazione dello status e una pianificazione dell'acquisizione di quella lingua. Velocemente concludo, quando si parla di pianificazione del corpus ci si riferisce proprio a tutte quelle caratteristiche della lingua, quindi al lessico, se mancano dei termini, perché fino a quel momento magari è stata usata in determinati ambiti e non in altri, si fa sì che acquisisca quei termini, si producono delle grammatiche. Quando ci si accosta a pianificare la rivitalizzazione di una lingua soltanto parlata, i problemi sono notevoli, capirete, perché neanche si sa come scriverla. Nel caso della lingua siciliana, per fortuna, questo problema è molto minore perché è una lingua che si è scritta. Il problema casomai sta nel come scriverla, se c'è o no una omogeneità nella letteratura della lingua siciliana, e vi dico che c'è, questa è una notizia positiva. La notizia negativa è che nessuno la conosce perché non l'abbiamo studiata a scuola, la letteratura della lingua siciliana. Ecco, tutto questo è la pianificazione del corpus. La pianificazione dello status invece si riferisce appunto allo status di quella lingua, perché ci sono lingue che hanno uno status di ufficialità perché sono riconosciute dalle istituzioni, ci sono lingue che, non essendo riconosciute dalle istituzioni, quello status di ufficialità non ce l'hanno, e spesso fra queste lingue troviamo, come la lingua siciliana, lingue che non sono parlate in contesti formali, ma soltanto in contesti informali, cioè tra amici, in famiglia, e basta, il cerchio si chiude, a mucciuni, dico io. In contesti pubblici non sono parlate, ma perché non sono parlate? Se io mi mettissi a dire sti cose che stai dicendo in siciliano, magari in tra di voi no, ma con altre, perché amate la lingua siciliana, mi immagino se siete qui, ma se ci fossero persone medie, qualcuna troveremmo tra di esse che percepirebbe in maniera negativa quello che io dico, darebbe meno valore a quello che io dico rispetto a che se lo dico in italiano, che è una cosa veramente strana, psicologica, però accade. Ecco, pianificare lo status significa lavorare su questo, far sì che la lingua diventi una lingua normale anche in questo, che non ci si debba vergognare nel parlarla pubblicamente, che possa essere usata in qualsiasi ambito, anche negli ambiti pubblici, come in un convegno o come in televisione, nei mezzi di comunicazione, nei giornali. E concludo il mio, spero non noioso intervento, parlando della ultima parte, cioè la pianificazione dell'acquisizione della lingua, perché ogni vero obiettivo di un programma di pianificazione linguistica è quello di far sì che la lingua si rivitalizzi e che quindi aumentino il numero dei parlanti, perché una lingua si estingue quando l'ultimo parlante di quella data lingua muore e la lingua muore con quella persona. Quindi per invertire il percorso che attualmente purtroppo è intrapreso dalla lingua siciliana verso l'estinzione, cosa occorre fare? Aumentare il numero dei parlanti. È un po' il termometro, questo qui, dell'efficacia di una pianificazione linguistica. E la cosa più importante, perché si può aumentare il numero di parlanti, per esempio, insegnandola nelle scuole, ma la cosa ancora più importante è trasmettendola tra le generazioni, di generazione in generazione. Quindi l'apprendimento sin da piccoli della lingua in famiglia, e poi ovviamente anche lo studio nelle scuole, è la cosa più importante. Ma affinché un genitore sia motivato nel parlare sin da piccolo
al proprio figlio, debbono accadere alcune cose. Non basta non far nulla, non cambierà mai nulla, non insegneremo il siciliano ai nostri figli. Allora cosa serve affinché i genitori possano essere motivati nel parlare ai propri figli? Ci sono tante cose che non si sanno. Una di queste è l'importanza del bilinguismo. Prima si pensava che il bilinguismo fosse una cosa totalmente negativa, addirittura nell'Ottocento si pensava che facesse diventare tutti quanti schizofrenici le persone che erano a contatto con più lingue sin da piccoli. Oggi possiamo dire, da 40 anni a questa parte, che le scoperte scientifiche ci dicono che un bambino che nasce in un ambiente bilingue ha una formazione del cervello, quindi ha una struttura cognitiva superiore rispetto a un bambino cresciuto in un ambiente monolingue. E non importa quali siano queste due lingue, vale per tutte le lingue, vale italiano e inglese, vale italiano e siciliano. Avrà migliori risultati a scuola in tutti i campi, ovviamente gli sarà molto più facile apprendere le lingue straniere e addirittura sono tantissimi i vantaggi del bilinguismo. Chiudo con questo perché quando io l'ho conosciuto sono rimasto davvero sorpreso. Ritarda l'Alzheimer di 5 anni, si è visto con metodi scientifici, analizzando in quelle popolazioni bilingue e confrontandoli con quelle monolingue. Le popolazioni bilingue hanno meno malati di Alzheimer e comunque l'incidenza dell'Alzheimer viene 5 anni più tardi rispetto alle popolazioni monolingue. Ma, e qui davvero chiudo finalmente, la cosa più importante è dare alla lingua un valore sociale ed economico. Se riusciamo a dare alla lingua siciliana un valore sociale ed economico, tutti i genitori, anche quelli meno sensibili al discorso culturale, perché sappiamo l'importanza di trasmettere la nostra lingua per un motivo culturale, per un motivo identitario, però non sono tutti ad avere sensibilità su questo, ma tutti sono sensibili ai discorsi di tipo economico e sociale. Ecco, la pianificazione linguistica tende a dare alla lingua su cui si sta lavorando un valore sociale ed economico. Io spero di essere stato chiaro, vi ringrazio se ho perso troppo tempo, se ho rubato troppo tempo. Grazie Fonso, non abbiamo perso tempo, anche se effettivamente siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ma in realtà abbiamo incominciato con qualche minuto di ritardo. Tu hai fatto riferimento ad alcuni aspetti molto importanti, tra cui l'importanza di introdurre lo studio della lingua siciliana nelle scuole. E lo si può fare in tanti modi, ovviamente, lo si può fare anche attraverso le varie espressioni artistiche, i laboratori teatrali, attraverso ad esempio l'analisi di un testo. Nella nostra esperienza messinese il liceo Farina, il liceo Maurolico, il liceo classico Maurolico ha fatto l'analisi di un testo, di una canzone, il liceo La Farina ha messo in scena una parte di un film e il coro ha interpretato una canzone. Cioè, ci sono tanti modi per poterlo fare. Tutti importanti e sicuramente l'arte ci viene in soccorso da questo punto di vista, proprio perché arriva in modo potente alle corde dell'anima. E credo che da questo punto di vista non possiamo in questa occasione non avvalerci di un patrimonio eccezionale che abbiamo qui oggi in questa sala. Mi riferisco a Sara Cappello. Un applauso a Sara Cappello, che nel suo percorso ha una grande esperienza da questo punto di vista e le chiediamo di condividere questa sua esperienza con tutti noi. Grazie. Grazie, che sogno contenta di essere qua. Sto bello invito mi piaceva assai. Allora, che c'è da dire? Che è tutta una strada in salita, quella di voler veicolare
la potenza del nostro siciliano dentro le scuole di ogni ordine e grado, ad ogni età, dai piccolini fino ai ragazzi di 20 anni. Credetemi. Sara, se sei d'accordo, possiamo mandare delle immagini che ti riguardano mentre tu parli? Okay. 15 anni, no meno, 10 anni che entro nelle scuole di ogni ordine e grado, ma non certo perché la politica o gli inviti vengano dalle scuole, è soltanto il mio grande desiderio, il mio scervellarmi sulle modalità con le quali poter arrivare alla scuola. E piano piano, sfruttando, questa è la modalità, non certo una modalità che ci viene messa col tappeto rosso davanti ai piedi, sfruttando un insegnante che ci conosce, qualcuno che è venuto a vedere un mio spettacolo, piano veicolare laboratori, passeggiate che raccontano la città, ecco, la festa dell'Europa, qualsiasi occasione per veicolare il lavoro dentro la scuola. E ripeto, è veramente un'avventura affascinante. È un'avventura affascinante perché i bambini li sento nuovi, affamati, gli insegnanti uguali. Gli insegnanti delle nostre scuole non vedono l'ora di approcciarsi a qualcuno che insegni loro il nostro idioma straordinario, che ha tutta l'eccellenza di una lingua, perché ha grammatica, ha tutto, ma questo lo faremo dire più avanti, poi alla fine al dottor Petrè, che abbiamo invitato qui. E quindi dicevo, le mie modalità sono ludico-espressive. Secondo me un medium importante, un mezzo importante per arrivare ad affascinare i bambini è essere affascinati noi e affascinare loro. Come? In mille maniere, cantando le filastrocche di un tempo, le ninna-nanne, le abbagnate, tutto quello che fa parte del nostro humus infantile. Io vengo da una famiglia dove tutto questo era normale, no? Non mi sono inventata. Mio padre faceva le marionette, i pupi. Bene, io mi sono inventata il teatro di figura della tradizione popolare siciliana che non esiste. Cioè i pupi della chanson de geste, i pupi antimafia, nel mio teatrino cantonera, con le mani, e anche facendoli fare da altre, io vestendoli, i pupi con i quali racconto il nostro patrimonio ai ragazzi, ai bambini di 5 anni e a quelli di 20. Che ho vinto dei PON faticosi, però il mio piacere è vedere la sorpresa di ragazzi che si vergognano del loro dialetto, di parlare il dialetto, e quando invece vedono che si può cantare, si può raccontare, ci si può divertire, è una festa. Credetemi, e allora è lì che è il segreto per arrivare ai giovani. Io dissi una volta al professore importante, Ruffino, disse: professore, perché non mi invita ai tavoli tecnici? State discutendo la legge in siciliano. Che mi dico io qual è? Come mi muovo dentro la scuola e che cosa faccio per arrivare a interessare i ragazzi al dialetto? Beh signora, a questo tavolo ci sono solo i luminari, ovviamente, dico mi scappello io, signora Cappello, giusto, gli accademici, però perché sottovalutare l'esperienza che un artista, e la strada per gli artisti è tutta in salita, niente ci ha regalato Vero Fonso, che ha raccolto sempre le mie, no? E allora noi siciliani artisti che lavoriamo nel dialetto amiamo che venga propagato, che venga fruito dalle nuove generazioni, altrimenti veramente, come dice Petrè, il rischio di estinzione, come UNESCO ha ratificato, la lingua siciliana lo corre, ma davvero. E quindi io dico, gli artisti entriamo nelle scuole, affasciniamo i bambini con una modalità ludico-espressiva, affascinosa, deve avere un appello la nostra presenza lì. I bambini devono rimanere rapiti, affascinati, e credetemi, non mi sto vantando, non è il caso, ho già dato, sono anche una vecchia signora e me la perdo uno. Dai piccolini di 5 anni, mi disse una volta una loro coach: Sara, non più di 50 minuti,
Bene, nel mio teatro dopo un'ora ho dovuto mandarli via, perché non se ne volevano andare più. E così grandi e così piccoli. Questa è la mia esperienza. Si può veicolare il dialetto, però attenzione, nella modalità che deve avvincere, che dobbiamo essere noi prima convinti di quello che stiamo andando a fare. E poi non sforzarci, ma tirare fuori dal nostro vissuto tutto l'amore che abbiamo per questa lingua, Se non l'abbiamo noi non possiamo convincere nessuno. Questo è il mio consiglio a chi vuole fare questa opera di diffusione di un patrimonio importante, qual è il dialetto. E soprattutto, l'ultima cosa e chiudo, abbiamo bisogno dell'aiuto. Mi dispiace che i politici sono andati via, ma c'era la nostra collega Laura Mollica che disse molte cose restano nella carta. È vero, a noi non arrivano, la politica è mancante in questo. E io dopo 30 anni di questo lavoro dico è stata tutta una fatica in salita, lo dico ancora oggi. Quindi mi auguro che questo movimento generato dall'onorevole Corrao e da tanti altri importanti signori come voi siete possa veramente portare un esito importante per la promozione della lingua, altrimenti non abbiamo solo fatto il solito buco nell'acqua e non ce lo possiamo permettere. Grazie. Grazie a Sara Cappello. Concordo su tutto, ci tengo però a fare una precisazione che Auclis non nasce sotto la spinta di Ignazio Corrao. No, nel senso che è stata una naturale conseguenza del fatto che ci siamo conosciuti in quell'occasione. Poi che Ignazio Corrao è stato contento, e lo ha detto anche nel suo video messaggio, questo è chiaro, però è giusto evidenziare che non nasce perché è un'iniziativa di Ignazio. Ignazio ne è contento e ci sosterrà per quello che può, per quello che gli è possibile fare. Giusto per precisare. Io adesso darei la parola ad Anthony Graziano, che affronterà un altro tema molto importante legato comunque al mondo delle scuole e dei ragazzi. Buonasera a tutti, io sono Anthony Graziano di Trinacria, un movimento che lotta per l'autodeterminazione politica, sociale e culturale della Sicilia e che vede nella battaglia della lingua un grande momento, e proprio per questo ha deciso di unirsi e farsi, diciamo, unirsi alle altre associazioni sotto il nome di Auclis. Vado direttamente a quella che è la seconda proposta operativa. La nostra proposta è sollecitare l'attuazione della legge numero 9 del 2011, una legge che riguarda l'insegnamento della lingua siciliana nelle scuole, del patrimonio culturale e linguistico siciliano nelle scuole e anche coinvolgendo le università. Crediamo fortemente che questo sia una decisione importantissima da prendere per non solo andare nella direzione di preservare la lingua siciliana come lingua ormai in disuso a livello ufficiale, ma che anzi possa elevarla ad una lingua da utilizzare nella quotidianità, una lingua sempre più attuale, che possa essere utile per i giovani in ogni contesto della società, in ogni contesto quotidiano che i giovani attraversano. Crediamo inoltre che promuovere la lingua nelle scuole, che diciamo l'insegnamento della lingua nelle scuole possa portare a decostruire quel falso mito che la lingua siciliana sia parlata soltanto in contesti da gente ignorante, o che sia parlata soltanto in contesti di arretratezza, o che addirittura venga spesso associata a contesti delinquenziali o malavitosi, e che quindi la lingua sia qualcosa da nascondere, sia qualcosa da tenere a casa e che non sia qualcosa da portare pubblicamente, di poter essere orgogliosi di poterla parlare.
Crediamo inoltre che l'insegnamento del siciliano nelle scuole possa portare ad avere una lingua, un uso corretto della lingua, appunto in ogni contesto della società, che possa sensibilizzare i giovani ad avere una lingua che possa essere così considerata una lingua viva, una lingua parlata quotidianamente. In tal senso apprezziamo molto e benvengano iniziative come quelle portate avanti dall'assessore Turano e dall'europarlamentare Corrao, che vanno appunto nella direzione, mirano a portare nelle scuole artisti siciliani che parlano appunto, che si sono distinti per l'utilizzo della lingua siciliana. Però questo non basta perché è inaccettabile che ancora dopo anni dalle scuole gli studenti escano senza avere una conoscenza né sapendo leggere né sapendo scrivere il siciliano, e non avendo una conoscenza, un rudimento base di quella che è la letteratura siciliana. Tutto ciò è inaccettabile, e proprio perché se noi vogliamo elevare la lingua siciliana, se vogliamo portarla ad un livello appunto da poter essere utilizzata e parlata nei contesti attuali, abbiamo la necessità che questa entri nelle aule. Grazie. Grazie. Ringraziamo. Prima di ridare la parola a Afonso Genchi, che parlerà di un altro dei punti che abbiamo in programma, desidero condividere con voi un'altra piccola pillola di uno dei convegni che abbiamo organizzato. In questo caso si tratta del professore Cipolla, sarà lui che parlerà, che è un'autorità a livello mondiale, siciliano anche lui, docente a New York. Possiamo mandare il video. Dire che il siciliano è un dialetto dell'Italia, poi un dialetto dell'italiano, è ovviamente errato, perché ha le sue regole, la sua grammatica, la sua fonologia. Infatti Marco ha fatto vedere che il suono cacuminale, giocu, beddu, sono cose tipiche che non succedono in italiano, quindi ha una sua fisionomia, un suo lessico, una sua grammatica, e quindi non può essere vista come un dialetto. Mi scusi, professore Cipolla, ma come si può spiegare che tra di voi linguisti, per cui esperti, esistono delle differenze così notevoli? Cioè, ci sono dei linguisti che la pensano in modo diverso, ma non sulle sfumature. Io francamente non conosco nessun linguista professionista, cioè, che possa dire che il siciliano è un dialetto. Dire che il siciliano... Fonso, prima di darti la parola, no, resta lì. Come avete visto, in questo convegno c'era presente il professore Cipolla, c'era presente il professore Trizzino, poc'anzi facevo riferimento a questi due ai linguisti, e qui Cipolla è stato piuttosto energico nel definire alcune cose. Fonso, a te la parola per parlare di un altro punto fondamentale. Ti chiedo massima sintesi. Sarò brevissimo questa volta perché è uno dei punti, ed è il punto della misura di inserire la lingua siciliana nei mezzi di comunicazione. È una cosa molto importante, proprio per quello mi ricollego a quello che dicevo prima, perché vedere, sentire la lingua siciliana in questo contesto dell'informazione fa acquisire alla lingua siciliana uno status sempre più normale, perché quello che si deve fare è cercare di normalizzare questa lingua, di smettere di vederla solo ed esclusivamente come lingua del cuore, come lingua del babbio, come lingua dell'arrabbiatura. Deve diventare una lingua normale, e quindi come qualsiasi lingua normale si può usare nei mezzi di comunicazione. Questo non vuol dire, attenzione, su questo vogliamo essere molto chiari,
prendere il posto della lingua italiana? Assolutamente no, assolutamente no. Una percentuale, certamente all'inizio non grande, minore, di programmi in lingua siciliana. Questo aiuta a far sì che il siciliano possa acquisire quella rilevanza sociale e anche economica affinché i genitori possano avere quelle giuste motivazioni, perché se suo figlio non sa parlare siciliano e si sapica o telegiornale ai programmi qualsiasi ci si esprime anche in siciliano, ci fa una mala figura a non sapere una cosa, no? E quindi tutti sono più motivati a insegnare sin da piccoli il siciliano. Grazie, sono stato breve. Sei stato bravissimo, grazie Fonso. E adesso chiedo il contributo di Sofia, che affronterà un altro aspetto molto importante. Sofia Rosano, un applauso Sofia Rosano. Grazie. Sì, come detto, noi stiamo dicendo quelli che sono i nostri 10 punti programmatici. Si è parlato di leggi, dell'importanza appunto di avere un tramite legale che normi e che istituisca la necessità di salvaguardare e rilanciare l'importanza del siciliano. Si è parlato anche, come ha appena fatto Fonso, di quelle che possono, diciamo, di quelli che sono gli ambiti per attuare tutto ciò, perché dalla legge, come abbiamo anche avuto esperienza di vedere, c'è bisogno poi di passare alla sostanza, alla pratica quotidiana del riconoscimento del siciliano in diversi ambiti. E allora io lancio quella che è un'altra delle nostre proposte, che riguarda nel suo piccolo ma nel suo importante un modo per avvicinare i giovani e i meno giovani a quello che è il mondo della lingua siciliana, tramite quelli che sono riconoscimenti, borse di studio, premi sovvenzionati, spinti da enti pubblici ma anche in collaborazione con enti privati, come già d'altronde ne conosciamo tantissimi che si attuano in Italia su diversi piani, per quello che riguarda la letteratura, il mondo dell'arte, della cultura, ma non solo, stavolta però legati all'utilizzo e alla valorizzazione della lingua siciliana. Quindi crediamo che questo come tramite possa effettivamente essere uno strumento che avvicini i giovani studenti delle scuole, i giovani studenti delle università, ma anche giovani giornalisti, artisti, letterati, ma anche persone che in qualsiasi campo sono distinte per l'utilizzo della lingua siciliana a utilizzare questo strumento. E in questo senso le istituzioni si farebbero non solo appunto portatrici della valorizzazione della lingua, ma riuscirebbero anche a rilanciarla, rendendone il suo utilizzo più comune e appunto più invogliando quasi i giovani siciliani a fare uno strumento da utilizzare nel quotidiano. Grazie. Grazie Sofia Rosano, e chiedo l'intervento al punto successivo a Gaetano Mazza. E vi ricordo che ci sarà alla fine delle proposte un momento molto importante dall'alto valore simbolico. Buonasera, grazie. Sono Gaetano Mazza dell'Associazione Accademia Siciliana. Il mio intervento cercherò di essere brevissimo, sincero, come si suol dire. Interverrò su una motivazione che già è stata affrontata in un modo o nell'altro, che è l'ambito del mondo di Internet, il siciliano nel mondo di Internet. Di solito il siciliano, la nostra lingua, viene vista come qualcosa del mondo antico. Ogni volta che si dice siciliano si pensa sempre a un mondo che non esiste più, che sta scomparendo. Quando è apparso internet si è subito parlato di villaggio globale, quindi di una omologazione generale dell'umanità verso un'unica grande cultura. Questa cosa mediamente forse è avvenuta in un modo o nell'altro, ma si è visto anche una grandissima cosa, cioè tutte le persone che appartenevano a dei gruppi si sono riunite,
Tra questi ci sono stati i siciliani. I siciliani non solo siciliani tra di noi, quindi siciliani che a un certo punto hanno potuto confrontarsi messinesi con trapanesi, siracusani con palermitani. Noi stessi di Catania veniamo da tutta la Sicilia, io sono messinese. Abbiamo agrigentini, abbiamo palermitani, abbiamo trapanesi, ma anche e soprattutto i siciliani della diaspora. Quindi abbiamo potuto parlare con i siciliani americani, australiani, tedeschi, Nick Panzarella, che sentiremo dopo. È stato qualcosa che ha riunito e soprattutto ha mostrato il grande potenziale di internet, dei social e del mondo digitale. Questo potenziale noi abbiamo cercato sempre di sfruttarlo in un modo o nell'altro attraverso programmi di traduzione. Abbiamo tradotto Telegram, la piattaforma di chat, abbiamo tradotto Firefox, siamo in traduzione di Firefox, e tutta la nostra comunicazione si cerca di essere al 100% siciliana, proprio per avvicinare i giovani, perché comunque si pensa sempre che i giovani, quindi qua do un dato diciamo così positivo, che i giovani siano qualcosa a cui non interessa il siciliano. Invece c'è una grandissima partecipazione da parte delle nuove generazioni che vogliono riscoprire, che vogliono comunque preservare quello che è un patrimonio culturale che abbiamo, come diceva poc'anzi il professore Cipolla, abbiamo soltanto noi in tutto il mondo. Quindi è un patrimonio che esiste solo qui e solo noi possiamo e dobbiamo conservare. Concludo appunto sul potenziale e sulle proposte eventuali che ci possono essere. Internet e comunque, come diceva anche Fonso, i media in siciliano, quindi le proposte che si possono fare anche in un ambito giornalistico. Abbiamo già l'esempio di Trinagria, che è assolutamente un fiore all'occhiello, ma abbiamo anche delle proposte per quanto riguarda la politica. I politici non hanno dei programmi, dei siti, delle proposte in lingua siciliana. Quello che possiamo fare è appunto favorire la normalizzazione dell'uso. Parliamo, scriviamo, usiamo il siciliano. Quale siciliano? Per adesso, diciamo, usiamo il nostro. Poi si vedrà quale sarà la cosa, ma intanto, come diceva Belina, il professore Belina, meglio poco e male che niente. Grazie. Grazie, grazie. Sì, a parlare in siciliano, come vedete, è difficile perché non siamo abituati. Cioè, soprattutto nei momenti istituzionali, l'istinto è di parlare in italiano e uno si deve sforzare. Ma questo perché è frutto di un retaggio, è frutto di un'inibizione che si stratifica nel tempo. C'è il punto successivo che affronta Vincenzo Tripoto, che è legato ovviamente al suo mondo, e subito dopo ci sarà il professore Belina. Quindi, come diceva Nino Frassica, cercherò di essere breve e circonciso. Va bene, quindi il mondo del teatro. Parliamo subito della prima cosa, discriminazione. Ricordo, adesso ho 56 anni, quando feci i primi provini teatrali ne avevo 18-19, ricordo benissimo, dopo una lunga giornata di aver assistito a persone che salivano sul palco facendo i loro provini, ecco, era arrivato il mio momento. Mi hanno chiesto il nome, mi hanno chiesto il cognome, da dove venissi, da dove non venissi, neanche il tempo di cominciare il mio provino, ma si sente che sei siciliano. Ho detto grandissimo cornuto, parole testuali. Ma chi c'era prima che si sentiva che era torinese, no? A quello che aspirava tutte le C, niente, non gli dici niente. A romano che te parla così o a napoletano che non gli ha detto niente, giusto a me mi viene a rompere i cosiddetti. E questo è stato il mio primo approccio col mondo del teatro, quindi tutte le cadenze sono accettate. Stiamo parlando di una fase interlocutoria, quando all'inizio ti chiedono nome, cognome prima di fare il provino, che ovviamente poi proverai a fare indizioni, giusto? Quindi perché puntualizzarmi questa cosa? Quindi c'è, poi dire perché uno va fuori e cerca di nascondere il proprio dialetto, perché te lo fanno pesare.
la mia reazione da buon Ariete con ascendente Sagittario è stata quella di dedicarmi per il resto della mia vita alla mia lingua e a esprimermi nella mia lingua natale. Il teatro, avete sentito, io ho aperto con un pezzo di Martoglio, ho continuato con un pezzo di Buttitta, ma il teatro oggi è vivo, pulsa, è pieno di nuovi autori, di nuova drammaturgia siciliana. Da 20 anni noi veramente abbiamo, come dire, colonizzato la scena italiana. I premi Ubu, che sono i premi più importanti per il teatro, negli ultimi 20 anni sono stati vinti da Vincenzo Pirrotta, Spiro Scimone, Davide Nia, Mimmo Cuticchio, Emma Dante, Vetrano Randisi, per non parlare di tutti i nuovi autori, Tino Gaspanello che viene tradotto e fatto in Francia, in Giappone, Gaspare Balsamo di Trapani, Beatrice Monroy, Rosario Palazzolo e ovviamente il più grande di tutti per me, il vostro Franco Scaldari. Un applauso a Franco e alla strada che ha aperto. Il teatro è vivo, il teatro non è morto, non è un'opera museale. E il teatro, la drammaturgia contemporanea è quella che parla di noi oggi, dei nostri problemi oggi, del nostro modo di sentire oggi. E questo è il modo del teatro. Nel 2011, quasi antesignani all'Aulis, ci siamo uniti in un'associazione che si chiama Latitudini, una rete, che ha messo insieme tutte le compagnie che si occupano seriamente di drammaturgia contemporanea in Sicilia. Ora, anche basandomi su quell'esperienza, cosa potrebbe fare fattivamente? Perché poi alla fine quello è, quando uno spettacolo viaggia, va a Torino, va a Milano, va a Firenze, gira per la Sicilia, gira la nostra lingua. Gira la nostra lingua e crea ascolto, crea vicinanza e non c'è più quell'effetto della lingua in bocca solo ai mafiosi o alla gente di strada, ma è una lingua parlata anche poetica. Chi conosce Scaldati sa benissimo a che cosa mi sto riferendo. Cosa si può fare? La regione siciliana ogni anno stanzia milioni di euro a dei teatri stabili siciliani, glieli danno questi soldi, va bene, ok, prendete una percentuale di questo denaro e riservatela a spettacoli prodotti, nati e sviluppati in siciliano, in lingua siciliana di nuova drammaturgia. Significa, non mi riprendete Pirandello, per carità che ci sta bene, ma lo fanno in tutto il mondo, ma diamo spazio alle nuove generazioni, a quello che di nuovo hanno da dire. Quindi una parte, una piccola parte. Questo già sarebbe un successo. Ovviamente io salto piè pari per non dire dategli il 100%, ma l'ha fatto il Teatro Biondo. Il Teatro Biondo ha fatto un'intera stagione di teatro prodotto in Sicilia. E scusate, una volta che producete uno spettacolo, visto che avete i soldi pubblici con cui li date al Teatro di Messina, al Teatro di Catania, al Teatro di Palermo, ma per chi questi spettacoli non li fate girare? Per chi c'è una produzione non deve girare tra le città a costo ridotto, perché si sa che quando uno spettacolo gira si abbassa pure il prezzo. Sosteniamo queste attività e in questa maniera noi spingiamo la lingua. Nel 2010, insieme a Paolo Pintacuda, abbiamo vinto il premio Solinas per una sceneggiatura. Si chiamava Scuru, ovviamente il nome dice tutto. Io allora abitavo in America, ero da 12 anni lì, insegnavo cinema alla New York University. Vinciamo il Solinas, è un premio che solitamente neanche danno. Dico, vabbè, forse è il momento, Paolo, che io torno in Italia per trovare dei produttori. Bene, la mia esperienza è stata questa. Il Solinas ci dà la menzione per la lingua che noi abbiamo usato, perché 4 anni di studio per scrivere la nostra sceneggiatura in siciliano. Nel momento in cui mi sono avvicinato al mondo produttivo romano, de Roma, allora erano attratti dai soldi che c'erano qui nella regione siciliana, che davano soldi alle produzioni che producevano in Sicilia. La risposta è stata: bella, ma la devi fare in italiano.
Disse l'uomo, scusa, eh sì, perché non lo capisce nessuno. Ho detto, ma guarda, io vengo da un paese dove io vedo film coreani, film arabi, film iraniani con i sottotitoli, ma non sono abituati in Italia, la devi tradurre in italiano. Mi sono rifiutato e ovviamente non l'ho mai fatto, questo è il risultato. Io mi auguro che la Film Commission della regione siciliana, sullo stesso esempio di quello che vi dicevo prima, dia un punteggio particolare ai film in lingua siciliana o che comunque abbiano una forte presenza di lingua siciliana al loro interno, in maniera tale non solo che vengano girati in Sicilia, ma un punteggio altri 10 punti, 15 punti se nel tuo film c'è il siciliano. Ovviamente, inutile che ve lo dico, non quel siciliano mortificante che è quello il siciliano oramai cinematografico, no, quello che parla un triestino, no? Ma di chi non aveva attore, cioè a fare bene, di chi di fuori che andranno a parlare con la cadenza siciliana, ma per favore, cioè è mortificante, svilente, è un insulto alla Sicilia. Io mi sento insultato ogni volta che sento uno di questi che parla così. Quindi toglietegli i soldi a chi fa i film così e dategli a chi ci mette il cuore. A chi ci mette il cuore, ci mette la faccia e ci mette una lingua. Chiudo perché potrei parlare per ore, però penso che questo per il momento sia più che sufficiente. Grazie Vincenzo. Chiedo al professore Barina, che mi pare che già è in video. Grazie professore Barina. Benvenuto a Palermo, benvenuto a Palazzo Reale, benvenuto al primo evento in presenza di Auclis. Lei per noi è molto importante, lo sa, anche perché ci ha stupito nel primo convegno, perché è stato l'unico che nonostante polacco ha parlato in siciliano. Professore Barina, come sta? Bene, grazie. Una buonasera a tutti che ci sono presenti, una buonasera ai professori, una buonasera ai politici, una buonasera agli organizzatori di questo convegno assai importante. Mi sento assai felice di poter parlare oggi, celebrando la giornata internazionale della lingua Maci. Per questo mi piacisti a ringraziare gli organizzatori per le invitazioni. Grazie. L'applauso è tutto suo, professore Barina. Professore Barina è un linguista di fama internazionale, docente a Varsavia. Professore, le volevo fare una domanda. Ma se lei dovesse dare un consiglio, un suggerimento alle istituzioni siciliane, che cosa si sentirebbe di suggerire, di proporre alle istituzioni, ai siciliani? Va bene, nel mio pensiero, basando alla mia esperienza con altre lingue minoritarie, bisognerebbe integrare la lingua siciliana nei programmi scolastici come materia di studio per garantire che i giovani siciliani possano imparare la lingua fin dall'infanzia. Per quanto riguarda la letteratura e pubblicazioni, bisognerebbe sostenere agli autori che scrivono in siciliano e che promuovano le pubblicazioni in siciliano oppure anche bilingui che includono il siciliano e l'italiano, come si fa ad esempio con la lingua mirandese, portoghese, galiziano e spagnolo. Bisognerebbe anche creare i contenuti multimediali in lingua siciliana come programmi televisivi, siti web, applicazioni, videogiochi, piattaforme di social media che incoraggino l'uso quotidiano della lingua. Un altro fattore, organizzare festivali, eventi e concorsi che celebrino la lingua siciliana e la cultura correlata, incoraggiare le persone a usarla in contesti sociali e culturali. Per quanto riguarda il turismo, bisogna utilizzare la lingua siciliana in materiali promozionali come parte dell'esperienza turistica in Sicilia
per attrarre visitatori interessati alla cultura locale. Bisogna anche introdurre le leggi che riconoscano ufficialmente la lingua siciliana, ovviamente, e che ne promuovano l'uso nelle istituzioni pubbliche e nell'amministrazione, anche nell'università, nelle scuole, tutti i livelli. Un altro fattore, supportare la ricerca linguistica per documentare e preservare la lingua, inclusa la raccolta di vocaboli, espressioni e opere letterarie. E anche collaborare con organizzazioni internazionali che si occupano della promozione delle lingue minoritarie per scambiare migliori pratiche e ottenere supporto. Per quanto riguarda i consigli ai siciliani, come già abbiamo detto, utilizzate il siciliano nella vita quotidiana, in famiglia, fra gli amici, partecipate a corsi, utilizzate risorse online per imparare o migliorare anche la propria conoscenza della lingua. Trasmettete la vostra lingua tra le generazioni, parlate in siciliano ai nipoti, ai bambini, aiutando a mantenere viva la lingua. Non sentite vergogna, mostrate orgoglio per l'identità siciliana e la sua lingua, riconoscendo il valore unico che questo patrimonio culturale porta alla diversità dell'Italia e del mondo in generale. E create e condividete contenuti in siciliano come poesie, storie, canzoni, blog, per aumentare la visibilità della lingua online e offline anche. Insomma, incentivare un rinnovato interesse e orgoglio per la lingua siciliana può avere un impatto significativo sulla sua preservazione e rilancio. Quindi la cosa più importante nel mio parere è non avete vergogna di parlare la vostra lingua e parliamo siciliano. Grazie. Professore Belina, grazie. Allora c'è Ponzo che desiderava poterle fare un'altra domanda, Sì. però siccome siamo venuti di tempo per la scaletta, di non farlo, perché è tardi. Avevamo preparato un'altra domanda per il professor Belina, soltanto volevo dire che il professor Belina è un esperto di lingue regionali e minoritarie e ha lavorato soprattutto, non soltanto, ma con la lingua miranda o mirandese, che è una lingua minoritaria del Portogallo, che prima era in una situazione di non ufficialità e adesso è una lingua co-ufficiale. Grazie professor Belina. grazie professore Belina. È stato importante per noi la sua presenza. Grazie, alla prossima, magari la prossima volta in presenza, qui in Sicilia. E adesso chiedo l'intervento di Anthony Graziano, che ci parlerà di un altro aspetto molto preciso che si riferisce al mondo delle scuole e alle apposite convenzioni. Anthony, ti chiedo di andare veloce. Grazie. Sì, la settima proposta operativa è quella relativa a favorire appunto apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e quelle comunali, con il fine di dare nuova vita a quelle che sono le tradizioni più antiche e che ci hanno reso anche famosi nel mondo, ovvero quella dei cantastorie, quella dei maestri pupari. Quella dell'opera dei pupi è una delle più grandi tradizioni storiche della Sicilia, che però ormai è da diverso tempo in un declino, poiché la tradizione è portata avanti è solo in mano alla tenacia, alla volontà di maestri pupari e di figli d'arte che appunto senza un intervento istituzionale non riescono a rivitalizzarla, a portarla nelle scuole o attraverso appunto i giovani che sono nuova linfa per queste tradizioni. Porto come esempio virtuoso, anzi da ripetere e da rinnovare nel tempo,
il progetto L'Opera dei Pupi va a scuola, un progetto del 2022 portato avanti da un'associazione teatrale e culturale, Carlo Magno, di Enzo Mancuso, che è appunto un'associazione culturale che attraverso il patrocinio del Comune di Palermo, attraverso il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, del Ministero della Cultura, sezione Spettacoli dal Vivo, e attraverso la Fondazione Buttitta ha avuto la possibilità di portare in giro per le scuole di tutta la Sicilia appunto degli spettacoli teatrali, e ha avuto la possibilità di portare avanti appunto delle ore didattiche sia con laboratori pratici sia con laboratori teorici, dove appunto si andava a studiare la storia dell'opera dei pupi, ma anche effettivamente a manovrarli, a crearli. Questa è una delle iniziative appunto più importanti. Speriamo che iniziative come questa e che l'intervento istituzionale, anche appunto a livello proprio di fondi, possa dare la possibilità a maestri pupari, così come a cantastorie, per dare nuova vita a queste tradizioni nelle scuole. Crediamo appunto che ridare vita alle tradizioni, rendere consapevoli i giovani delle proprie radici, forse possa anche renderli più propensi appunto a conoscere meglio la propria storia e anche a non abbandonare la propria terra. Grazie. Grazie Anthony. E adesso chiedo l'intervento di Fabio Petrucci, che affronta un argomento anche qui particolare, e a Fabio chiedo, mi dispiace doverlo dire, di esercitare il suo massimo potere di sintesi, perché alle 19 si stacca il collegamento e dentro le 19 dobbiamo parlare del manifesto. Ci provo. Allora, io intervengo a nome della Sicilia Football Association, una organizzazione che si occupa di coniugare la valorizzazione dell'identità siciliana con lo sport e in precisione il calcio. Andando subito all'aspetto delle proposte, proprio per una questione di tempo, io credo che sia necessario sensibilizzare le istituzioni siciliane, in particolare gli assessorati che più hanno attinenza con la nostra mission, a instaurare un dialogo con realtà come la nostra, affinché si possano individuare gli strumenti giuridici più adeguati, che vanno oltre i semplici patrocini per singoli eventi, affinché associazioni che coniugano attività agonistiche con promozione della cultura, dell'identità e del territorio siciliano possano avere un riconoscimento, una forma di sostegno stabili, e auspichiamo che la Regione si faccia promotrice di iniziative che in qualche modo nutrono il nostro modello. Quindi speriamo che anche in altre discipline sportive si possano creare realtà che abbiano a cuore questa missione di valorizzazione della cultura siciliana attraverso appunto l'attività sportiva. Quindi per questo motivo, diciamo, la proposta che portiamo a questo tavolo è quella appunto di un tavolo tecnico che coinvolga almeno gli assessorati regionali allo sport, al turismo, alle beni culturali di identità siciliana e al territorio, affinché si crei un tavolo tecnico per capire quali possono essere le forme di riconoscimento e di sostegno più adeguate per realtà che portano il nome della Sicilia e di identità siciliana anche all'estero, come faremo noi fra qualche mese in Corsica. Grazie. Grazie Fabio. Grazie. E adesso chiamo Marco Dico, che ha un suo intervento su un aspetto importantissimo. Sì, io intervengo da qua, così evitiamo anche il tempo per arrivare alla postazione. Diciamo che queste proposte, questo decalogo che noi stiamo analizzando e si sono susseguiti questi interventi, sono da valutare come una sorta di tessere all'interno di un mosaico, quindi dando come un quadro che serve per valorizzare e rivitalizzare la lingua siciliana. E se noi vogliamo valorizzare questo aspetto, non possiamo prescindere dal fatto che questo debba essere non solo insegnato nelle scuole, ma anche valorizzato al di fuori del contesto scolastico, con opportuni corsi che possano agevolare l'insegnamento. Abbiamo sentito nei giorni scorsi che alcuni docenti dire che non si può obbligare a imparare una lingua.
Mi sembra strano che un docente possa dire qualcosa del genere, perché noi tutti a scuola siamo stati obbligati a imparare materie che normalmente non avremmo magari scelto di imparare. Però se da una parte non possiamo obbligare a insegnare una certa lingua, abbiamo la necessità di dare la possibilità a chi vuole impararla di poterlo fare. Abbiamo visto le studentesse nel video iniziale, le studentesse tunisine, come hanno scelto nel loro percorso scolastico universitario a Tunisi di scegliere il siciliano come lingua probabilmente per motivi affettivi, per gli scambi economici che c'è la Tunisia con la Sicilia, per varie motivazioni. E voglio dare, per chiudere velocemente e dare lo spazio a Aurelio che ci parlerà del manifesto, due aneddoti. Uno è, abbiamo di recente organizzato dei corsi di introduzione alla lingua siciliana, e appena abbiamo lanciato sul social questo messaggio dell'organizzazione di questi corsi, in poche ore abbiamo ricevuto centinaia di messaggi e di contatti. La cosa non mi sorprendeva, pensando che molti siciliani volessero imparare il siciliano. Non credevo che, cioè ero sicuro che magari i siciliani che vivono nella penisola o vivono all'estero potevano essere interessati a questo. Avevo pensato che potessero essere interessati figli di emigrati di seconda, terza e quarta generazione, ma mi ha stupito che moltissime richieste erano da stranieri di tutte le parti del mondo, senza che avessero nessun rapporto e relazione con la Sicilia, cioè non avevano parentele, non avevano... probabilmente ci sono moltissimi motivi per cui una lingua possa interessare e quindi voler essere studiata e approfondita, motivi lavorativi, motivi turistici, affettivi, di varia natura. Il secondo aneddoto che volevo raccontare che è di dominio pubblico. Di recente è stata qui in Sicilia una cantautrice credo di musica country americana, che ha vissuto un anno in Sicilia perché nel suo percorso musicale aveva sentito la musicalità del siciliano attraverso le canzoni di Rosa Ballisteri, e ne è rimasta affascinata ed è voluta venire qui un anno col suo compagno a conoscere, immergersi nella nostra terra e cercare di capire, di assimilare quella musicalità che ha dato vita alla musica di Rosa Ballisteri. E fra l'altro poi lei ha in America ora ha presentato in inglese le sue le canzoni di Rosa Ballisteri. Quindi ci sono moltissimi motivi, quindi non è quello che abbiamo noi raccontato, e ci sono vari pezzi, cioè quindi è un mosaico. Quando si pianifica, come diceva all'inizio Fonso, ci sono tanti pezzi che vanno tutti elaborati insieme in tutti gli ambiti, e quindi se anche l'ambito scolastico, ma ci devono essere anche dei percorsi paralleli di corsi per chi adulto o straniero voglia imparare la lingua siciliana. Io credo che più veloce di così non ce la facevo. Grazie Marco, grazie. Adesso è il momento che la naturale conseguenza di questo percorso è che è stato per certi aspetti il collante, no, che ci ha fatto aderire a una serie di iniziative che presenterà il dottor Aurelio Latorre. Aurelio, ci sei? Sì, ci sono. Bene, Aurelio, non abbiamo molto tempo perché alle 19 il collegamento si interrompe in automatico. Va bene, speriamo che non succeda. Innanzitutto vi chiedo se vedete la mia condivisione dello schermo. Sì, sì. Va bene. Io vorrei descrivervi in 3-4 minuti come è nata l'idea del manifesto. L'idea del manifesto è nata in parte dal mio percorso professionale, e in questa foto c'è Palazzo Chigi. Vi raccontavo prima del mio lavoro per diversi governi italiani, e lì dove si preparano le regole e le politiche per tutto il territorio nazionale, io ho spesso pensato alla mia terra di origine, che secondo me è un posto benedetto da Dio, ma nel quale molte cose ancora dovrebbero essere fatte. E poi vi dicevo, e questo è un palazzo a Bucarest,
dove ho avuto l'onore di lavorare per alcuni anni, al terzo piano per la precisione, e questo è il Palazzo del Parlamento rumeno, e questo perché spesso noi capiamo tante cose della Sicilia, lingua compresa, quando stiamo lontano da essa. E queste sono le ragioni professionali, ma poi c'è stata una spinta fortissima, che è una spinta personale, che è l'amore per i miei figli. Questi sono i miei figli, chi ha visto il mio intervento a Bruxelles lo sa, e sa anche che queste 3 bandierine sono 3 pezzi della loro identità, l'identità europea, italiana e siciliana. Ecco, io non volevo essere il genitore che avrebbe tolto un pezzo di identità, quella siciliana, ai miei figli, e questo mi ha motivato moltissimo a lavorare su questi temi che oggi stiamo affrontando. Una delle cose che ho voluto fare, perché secondo me era essenziale per canalizzare le diverse energie in un modo razionale, una delle cose che ho voluto fare è stato il manifesto. Perché il manifesto? Perché il manifesto è una dichiarazione pubblica che contiene dei principi e degli obiettivi. E quindi ho deciso di applicare questo schema al mio desiderio di aiutare, di dare un contributo per la rivitalizzazione della lingua siciliana. E quello che è venuto fuori è un documento che, vi devo dire, è costato tantissime ore di lavoro e di studio, perché non sono documenti che si possono improvvisare, sono documenti per i quali bisogna impegnarsi tanto, ma se di giorno dovevo studiare la legislazione rumena o bulgara, ben potevo di sera più tardi studiare cose che riguardavano le mie radici. E quindi il manifesto è strutturato innanzitutto in una serie di premesse nella prima parte, una serie di premesse che fanno tesoro anche degli orientamenti europei, dell'UNESCO, del Consiglio d'Europa, dell'Unione Europea e così via, e poi c'è la seconda parte che invece riguarda una serie di iniziative che sono raggruppate in diversi ambiti e che appunto hanno l'obiettivo di convogliare le energie verso un approccio omnicomprensivo. E quando lo leggerete capirete cosa intendo. Il manifesto mira a questi 3 obiettivi, cioè avere innanzitutto una condivisione consapevole sia delle premesse sia degli obiettivi che riguardano il siciliano, di avere un approccio strutturato e di avere già una guida verso azioni mirate, e poi di costituire anche in futuro, perché no, un riferimento per altri enti e associazioni che volessero aderire. Io nel verso vado per chiudere, e quindi io torno da dove sono partito, dedicando a tutte le nuove generazioni di siciliani, tutti i coetanei dei miei figli che sono in Sicilia, questo lavoro, sperando che produca dei frutti, e sono sicuro che li produrrà. E quindi vi ringrazio per l'attenzione e chiudo dicendo diamo il via alle firme. Grazie. Aurelio, come è giusto che sia, passiamo all'atto formale, dove ogni rappresentante legale di ogni associazione che ha dato vita ad Auclis sottoscrive il manifesto. E come hai detto tu, il manifesto può accogliere altre realtà, altri soggetti, possono essere associazioni o altre realtà. Giustamente mi ricordava Fonso, le associazioni sono 18 e noi siamo meno. Perché? Perché alcuni oggettivamente non hanno avuto modo di organizzarsi, anche quella argentina era... C'è anche Nick Panzarella che ci ha mandato un video e che lo invieremo dopo. Marco.
Stiamo cercando di far rientrare il tutto entro le ore 19 e credo ci siamo riusciti. Sofia per Trinacria, no? Vabbè. Bene, dopo questo momento noi avevamo immaginato Sara Cappello che ci intrattiene in una sua performance. Aurelio, tu resta con noi fino a quando sarà possibile, cioè fino a quando il collegamento ce lo consente. Ci è stato detto che alle ore 19 in automatico si stacca, speriamo che questo non accada. E ascoltiamo Sara Cappello per tutti noi, e dopo Sara Cappello chi desidera poter fare delle domande può farle. Accorcio un attimo in modo che diamo spazio a tutti. Niente, io ho portato qui una massima eminenza, no? Della letteratura e della nostra lingua siciliana. Ho portato qui il dottor Giuseppe Pitrè. Sì, proprio lui. Per cui prego il mio aiutante, io purtroppo ho gli esiti di un incidente, non potrò manovrarlo, si dovrà accontentare di mio marito. Vabbè. Però gli darò voce, vediamo cosa ha da dirci attorno alla lingua siciliana. Quindi a spiegarci meglio, mettiamolo di là. Buonasera dottore Pitrè, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Il nostro Giuseppe Pitrè, vestito da me, però il pupo non l'ho creato io. Aggiustiamoci a testa però a Pitrè, se no ci facciamo fare mala figura. Aggiustiamoci a testa, avevo conosciuto di fuori. Allora, quindi, dottor Pitrè, ma secondo lei cos'è la lingua siciliana? Ce la vuole spiegare un attimo? Certamente, signori miei, ma prima di addentrarci in questo argomento spinoso, bisogna dire che per la linguistica moderna, con la parola dialetto, ci si riferisce a parlate di singole città, villaggi o frazioni che possono poi diventare anche lingua, perché sono un insieme di parlate con i loro particolari suoni, parole, frasi ed espressioni, cioè un insieme di dialetti e varietà altamente comprensibili tra di loro. Secondo i linguisti, quei validi esperti che studiano come funziona e si evolve una lingua, i dialetti sono vere e proprie lingue che non hanno nulla da invidiare a quella ufficiale. Del resto, signori miei, anche l'italiano che parliamo tutti i giorni in origine non era altro che un dialetto, quello fiorentino, usato dalle persone più colte e istruite, che pian piano diventerà lingua nazionale. Ma, dottore Pitrè, ci dica, che differenza c'è tra usare il dialetto o la lingua italiana? Nemmeno gli studiosi spesso si mettono d'accordo nel trovare una risposta unica e condivisa sulle differenze tra una lingua e un dialetto. Il dialetto potrebbe essere definito come una lingua utilizzata da un gruppo ristretto di persone in un luogo specifico e che non ha usi ufficiali. Si dice invece che una lingua ha uso ufficiale se è utilizzata a scuola, negli uffici pubblici e nei tribunali. E a questo bisognerebbe arrivarci. È anche ovvio, signori miei, che qui in Sicilia possiamo comunicare in dialetto siciliano con altri siciliani, ma se parliamo con un romano o un veneziano, si capisce che sarebbe molto difficile comunicare con loro continuando a usare il nostro dialetto. Una differenza evidente consiste dunque nella limitazione territoriale dei dialetti, cioè limitati a una determinata area geografica rispetto all'italiano che invece si parla in tutta la nazione. Altre differenze sono di uso sociale. La scuola, i giornali, la televisione, il cinema, l'amministrazione pubblica usano infatti l'italiano e non il dialetto. Il dialetto lo si parla molto più in famiglia e con gli amici, mentre fuori di casa e con gli strani usa più frequentemente l'italiano. Ma il dialetto allora è stato un patrimonio negato, ma oggi è finalmente rivalutato, dottor Pitrè. I dialetti, signori miei,
sono un patrimonio culturale di straordinario valore e tuttavia spesso hanno avuto una reputazione negativa, poiché considerate lingue inferiori che impedivano l'apprendimento dell'italiano senza tener conto che il dialetto era la lingua materna, cioè la lingua parlata prima di andare a scuola e fuori dalla scuola. Quindi si proibì a scuola, dove si doveva usare solo l'italiano. Questo atteggiamento negativo durò per oltre un secolo, fino a pochi decenni fa, facendo nascere anche in molti quasi un senso di vergogna per il nostro dialetto. Dottor Pietrè, mi si è detto che il siciliano e altre lingue siano un patrimonio dell'umanità UNESCO, è così? È vero che il siciliano e altri dialetti sono lingue riconosciute dall'UNESCO come lingue in pericolo di estinzione e che se vogliamo preservarli dobbiamo insegnarli ai giovani, parlarli e scriverli. Dottore Pietrè, ma non ho capito. Ma dottore Pietrè mi deve fare una domanda mia. Mi buono mi scegli quell'aiutante, non ti pago stasera. Mi fai fare, ma parlo con te, cioè, mi abbandona nel più bello, ma con te parlo, mi abbandona nel più bello, Pietrè mi deve fare una domanda. Grazie Sara, grazie. Sì, ho finito. La domanda, Pietrè parla a me, e per te Sara Cappello, che cos'è la lingua siciliana? Ma dottore Pietrè, per me la lingua siciliana è o padre, amate, a famiglia, i sentimenti, la poesia, la lingua con cui penso e parlo a me stessa, quella con cui prego, è un suo lumario passato e futuro della Sicilia, la sua identità, la storia, i canti, i racconti, i proverbi e quant'altro proviene da quel mondo che lei, dottor Pietrè, ha benissimamente raccontato. E mi piange davvero il cuore a volte perché mi sembra che per davvero sparirono le fiabe, i conticeggi, i proverbi, le nemiche, le canzoni belle, sto mondo popolare che ancora non appartiene, che stasera ne contiamo, per cui ancora ci tieni. E quante storie vi potrei raccontare in siciliano, come quella che fa Bella Gizzidoro, Calavitizzi, Guantacchiano, Piccirigi, a Mamma arrivò, sentite, e come quella Mano Verdi, non ne sei, sopra i canali. Cericino, ma picchia la mamma Giaga, e tu principessa di ribelli corone mia, non è così, non ne siete favoli di una volta. Le belle storie non ne sono ora, si stanno perdendo per incuria, disattenzione e non sostegno da chi potrebbe darlo e non lo applica. Non c'è aiuto e non c'è sostegno. E allora, niente, termino con le parole che diceva il grande Ignazio Bottitta, sempre attuali. Un popolo, mettitelo a catena, spogliatelo, attuppate il ciavucca è ancora libero. Levateci il giavaglio, passaporto, la tavola ne mancia, un letto ne dormi, è ancora ricco. Un popolo addiventa povero e servo quando ci arrobbano la lingua addotata di pace. È perso per sempre. Grazie Sara, grazie. Dobbiamo necessariamente avviarci alla conclusione e mi è stato proprio intimato di chiudere, però lo spazio, almeno una domanda ve lo voglio dare. Avrei voluto ci fosse più tempo, oggettivamente. C'è una domanda soltanto, una? Il più veloce. Come si vuol dire a Macamone? Venga, veloce. Siate veloci, siate... Allora, buonasera a tutti. Io sono il rappresentante legale di un'associazione di promozione sociale a Termini Imerese.
che si occupa di lingua siciliana. La domanda, per favore. No, non è una domanda, è una comunicazione. Il dottore Graziani ha parlato di convenzione con le scuole. Ebbene sì, noi abbiamo da più di 10 anni, da prima che nascesse l'Accademia della Lingua Siciliana, accordi con le scuole per spiegare a tutti i bambini. Mi scusi, però io sono costretto ad interromperla, non voglio essere sgradevole, però io volevo che qualcuno facesse delle domande sul tema. Ora gliela faccio. E faccia questa, per favore. Praticamente ho portato qui, quando è nata l'Accademia, 5 insegnanti che mi collaborano con questa. La sua domanda. E lo La sua facciamo domanda. in tante materie. Ha una domanda o comunicazione? La domanda è che io voglio sperare che questa iniziativa possa portare veramente alla conclusione di questo percorso e possa stabilirsi definitivamente che la lingua siciliana venga insegnata in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Guardi, è quello che ci auspichiamo anche noi, altrimenti non avremmo lasciato la famiglia e il nostro lavoro per essere qui. Sì, grazie. Se ci sono delle domande, dei quesiti, non dichiarazioni o spot. Buonasera, onoratissima di ascoltarvi questa sera. Io volevo capire, trattandosi di lingua siciliana, avendo a che fare con una miriade di dialetti, come si fa a conciliare i costrutti, i vocaboli, le differenze linguistiche locali? Cioè io non me la sento di parlare di lingua siciliana quando da una città all'altra, anche limitrofe, ci sono differenze notevoli sia in termini di vocaboli che di costrutto. Capisco perfettamente le sue perplessità ed è normale che sia così, e proprio per questo noi siamo, perché vogliamo cambiare la narrazione. Non si possono comprendere certi meccanismi se non si conoscono certe cose. È giusta, è legittima la sua domanda. Le risponderà Alfonso Genchi. L'altro quesito, prego. Sì, una domanda che faccio anche ai studenti che sono qui. Prego. Scuola dell'obbligo, quando avete studiato Manzoni al secondo anno per obbligo, va divertissimo? Non lo so, ma avete fatto una palestra. Se si creasse, si potesse inserire nel manifesto anche all'atere un canone degli autori siciliani. Un canone degli autori siciliani, dal Meli fino a Buttitta, passando per Arcangela Rizzo, Alessio Patti, eccetera. Questo è un manifesto, se rispecchia quello di Ventotene, non so se andrà avanti. Quello era per uno Stato senza nazione, qua la nazione c'è. Grazie, grazie. Forse vuoi rispondere alla domanda della signora e concludiamo qui. Io vi ringrazio in anticipo, ringrazio il professore Belina per il suo intervento, ringrazio Aurelia Torre che spero che ancora ci sta sentendo, Marcello ci sta sentendo, grazie a voi per essere stati qui con noi. Fonso, risposta lapidaria e fai appello alla tua massima sintesi. Grazie. È la tipica domanda che si sente sempre fare. Se il siciliano è diverso da zona a zona, quale siciliano si insegnerebbe nelle scuole? Attenzione, noi non ne siamo coscienti, ma anche l'italiano è diverso da zona a zona. Il parlato, noi io in questo istante, voi anche, quando parlate in italiano non state parlando l'italiano standard, usate solo 5 vocali per esempio, non usate le E brevi e le O brevi. In italiano standard si usano 7 vocali. Non voglio essere, anche per i tempi, ne potrei fare esempi a mai finire, e non solo di noi siciliani, perché non siamo noi oggi scarsi in italiano, sono tutti gli italiani, tutti. Sopra la linea linguistica, l'isoglossa, la Spezia e Rimini non usano il rafforzamento fonosintattico, dicono io e Mario. È sbagliato, si dice io e Mario perché la E-congiunzione provoca il rafforzamento della consonante iniziale della parola che viene dopo. In nessuna parte d'Italia si parla l'italiano standard, anche a livello di lessico, anche a livello di costruzione sintattica. Pensate un po', l'uso dei verbi di moto che noi facciamo. Io esco la macchina dal garage, per favore mi scendi la valigia che sono stanco. Ma dove? I verbi di moto sono intransitivi in italiano, sono transitivi nell'italiano regionale di Sicilia, del sud Italia. Le stesse cose accadono al nord, ma non soltanto a livello di lessico, a livello di sintassi, tutto è diverso, non ne siamo coscienti.
ci sembra normale, perché l'italiano è una lingua normale. Si chiede al siciliano ciò che non si chiede a nessuna lingua. Dovremmo parlarlo uguale in tutti i posti della Sicilia. So che l'argomento ti dovrebbe scalda. essere uguale in tutti i posti della Sicilia? Ci capiamo tutti, è una lingua. Allora a scuola quale si studia? Quello che scelsero di far studiare all'inizio dell'Unità d'Italia, si riunirono, c'erano due correnti: facciamo studiare l'italiano solo scritto, no, facciamo studiare anche l'italiano parlato. Alla fine vinse la corrente, facciamo studiare solo l'italiano scritto. È quello che si deve insegnare nelle scuole, il siciliano scritto, perché abbiamo una coinè letteraria che è uguale. Il Martoglio non scriveva in catanese, il Meli non scriveva in palermitano, ok? Fonso, la conosciamo nudo. Fonso, grazie per il tuo intervento e magari invito chi continua a avere questa perplessità a seguire, a mettersi in discussione, ecco, ad avere questa voglia di magari apprendere un percorso diverso. Grazie a tutti voi per essere stati qui. Sono convinto che chiede prima, siamo convinti che a parlare in siciliano. Buona serata a tutti. Voglio dirvi un'ultima cosa prima di andare via. Una delle mie allieve che studia